Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con l'edizione speciale dei nostri telegiornali dedicata a tutti gli aggiornamenti dell'epidemia di coronavirus che sta interessando pesantemente anche la nostra regione. In primo piano subito l'aggiornamento sui casi dei contagi con il bollettino che è stato diffuso dalla regione proprio pochi minuti fa. Allora, complessivamente in Regione Veneto i casi di persone contagiate sono saliti a 1595, 137 casi in più rispetto alla precedente rilevazione di ieri sera. In particolare si registrano 21 casi in più a Vo, 17 casi a Treviso, 28 casi in più a Venezia, 40 casi in più a Verona, 18 casi in più a Venezia, 7 a Belluno, 3 a Rovigo, 5 sono riferiti a delle persone domiciliate fuori dal Veneto e un caso è ancora in corso di assegnazione. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati, il numero è salito a 366, più 9 persone rispetto a ieri. Si tratta di pazienti ricoverati in area non critica, mentre sono 107 i pazienti che sono ricoverati in terapia intensiva, più 6 rispetto a ieri. Oggi dobbiamo registrare anche altri 2 decessi registrati in provincia di Treviso che vanno ad aggiungersi ai 7 registrati ieri sera. Per entrambi i casi, fa sapere la direzione dell'ULS 2 della Marca Trevigiana, si tratta di anziani, di 2 pazienti anziani con pluripatologie che erano ricoverati all'ospedale. Uno è una signora ultra ottantenne ricoverata in malattie infettive e l'altro invece è un signore di quasi 90 anni ricoverato in ortogeriatria, quindi purtroppo continua ad allungarsi in maniera allarmante l'elenco dei contagi e l'elenco dei pazienti che sono ricoverati negli ospedali della nostra regione. Del resto nelle ore scorse l'aveva detto chiaramente il presidente della regione Zaia commentando le statistiche, la curva epidemiologica così come viene riportata dagli algoritmi che in questi giorni stanno appunto delineando l'onda del contagio. Sentiamo quindi le parole del governatore, dal nostro ospite del nostro TG di Treviso ieri sera. Sentiamo. La curva si sta impennando come previsto, è una curva che viene fuori dalle previsioni che abbiamo dei modelli matematici e ci dice ogni giorno. Devo dire che fino ad oggi la previsione degli esperti di statistica, di matematica, non si è mai discostata molto dalla realtà. Questo ci preoccupa perché vuol dire che se si continuasse a confermare la curva vuol dire che tutti gli interventi che stiamo facendo anche con i comportamenti e il rispetto delle misure restrittive vuol dire che non sono state rispettate fino in fondo, perché altrimenti si modifica. Fino al 25 abbiamo la stabilità, fino al 25 di marzo di questo DPCM, può solo che inasprirsi ma non alleggerirsi, e le posso garantire per i modelli matematici che abbiamo noi, gli algoritmi, che dal 25 marzo la situazione non è in discesa ma è in salita. Ah, quindi il picco deve guarda, se la foto di oggi ha giustificato il provvedimento di oggi, la foto del 25 marzo giustificherà provvedimenti ancora più aggressivi, che sia chiaro. Il 25 marzo noi non siamo assolutamente, nei nostri modelli noi il picco lo raggiungiamo a metà aprile, il 15 aprile, questo è quello che ci danno i modelli, quindi se qualcuno pensa che il 25 marzo sia risolta la partita, vuol dire che non si è capito di cosa stiamo parlando. Quindi dobbiamo aspettarci. Bisogna, qualcosa di purtroppo, quando si fanno i vaccini a scuola si studiano, è la scelta di un popolo di convivere con la malattia. Stavolta non è la scelta del popolo di convivere con la malattia, ma dobbiamo convivere. E alla fine tutti quelli che saranno contagiati e non avranno, ovviamente guariranno e saranno la stragrande maggioranza, molti dei quali non si ammaleranno neanche mai,
saranno immunizzati, cioè avranno la formazione degli anticorpi. Speriamo questo, perché neanche su questo poi c'è certezza. In alcuni casi qualcuno ha ripreso il coronavirus. No? Ma sì, vabbè, però è anche vero che poi c'è una costruzione del vaccino, si dice che in 14 mesi lo potremo avere, quindi il prossimo anno lo si potrà avere, una parte di popolazione immunizzata ci sarà già, una reazione anticorpale per quanto minimale, avendo un virus che viene da un salto di specie, quindi non è un virus umano, comunque ci sarà. E poi guardi, deve parlare con personaggi come il professor Palù, il professor Crisanti, chi si intende di virus, in particolar modo il professor Palù che li ha studiati tutta la vita e sono in grado di spiegarvi bene questa cosa. Ecco, allora queste le parole del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ieri sera ospite nei nostri telegiornali sull'andamento della curva epidemiologica, e sono evidentemente delle proiezioni molto preoccupanti, quelle per i prossimi giorni, per le prossime settimane, così come del resto è stato più volte evidenziato, soprattutto nelle ultime 48 ore. E, alle 12:30 di oggi ci sarà un nuovo punto stampa del governatore con tutti gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia e anche con un nuovo provvedimento che è stato preso dalla Regione. Ne parleremo appunto tra poco, e poi vedremo anche la diretta della conferenza stampa del Presidente Zaia, come ormai diventata consuetudine quotidiana dalla sede operativa della Protezione Civile del Veneto. Nel frattempo è stata proprio diramata in questi minuti una ordinanza della Regione relativa alle misure di contenimento dell'epidemia proprio in merito di trasporto pubblico locale su gomma ed acqua, quindi per limitare ulteriormente quelli che sono gli spostamenti delle persone e anche ovviamente per limitare il più possibile il rischio di contagio. Sono intanto scattati in tutta la regione già da ieri i controlli per quanto riguarda gli spostamenti, perché purtroppo si sono registrate anche molti casi di persone che nonostante i divieti si spostano senza giustificato motivo, per lavoro o per andare a fare la spesa o per andare in farmacia, che lo ripetiamo ancora sono le uniche misure consentite appunto per uscire di casa. Proprio per il fine settimana c'è una certa apprensione nel territorio del bellunese per gli spostamenti di persone che hanno le seconde case in montagna, come del resto si è visto anche nello scorso fine settimana. Per questo i carabinieri di Belluno stanno predisponendo un servizio di controllo straordinario, quindi dovremo avere in diretta telefonica la collega Tiziana Bolognani da Belluno per aggiornarci proprio su questo. Tiziana, buongiorno. Buongiorno Marta, a te, a studio e a tutte le persone che ci stanno guardando da casa. Hai detto bene, ieri con il coordinamento della Prefettura al termine del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica che si svolge tutte le mattine a Palazzo dei Rettori alle 9:30 è stato deciso di organizzare questo servizio di controllo del territorio provinciale, un servizio speciale che evidentemente non ha precedenti, proprio per capire, per monitorare anche gli spostamenti delle persone. Per quale motivo? Beh, insomma, domenica le immagini che sono arrivate dalle località turistiche della provincia sono state eloquenti e per certi versi anche imbarazzanti, tenendo conto del rischio del contagio. E allora che cosa si è deciso di fare? Tra pochissimo partirà questo servizio speciale di controllo anche con l'ausilio degli elicotteri del 14° elinucleo dei Carabinieri, che vedrà un dispiegamento interforze, quindi polizia, guardia di finanza, carabinieri, polizia municipale su tutto il territorio provinciale, che verrà battuto proprio a tappeto per intercettare i contravventori alle disposizioni che sono state emanate. Ci saranno anche in campo i carabinieri rocciatori che controlleranno rifugi, malghe e le località, diciamo così, noi chiamiamo più impervie, ma che chiaramente i camminatori
gli escursionisti sanno raggiungere agevolmente, dove appunto le persone potrebbero pensare di trascorrere il fine settimana. Saranno monitorati anche strade secondarie e accessi alla provincia di Belluno, anche quelli meno frequentati, si parla del passo San Boldo, del passo di Sant'Osvaldo, del passo Forcelletto a Seren del Grappa, e questo controllo, come ti dicevo, vedrà in campo oltre 140 pattuglie dell'Arma, assieme a un team operativo di supporto con prerogative di antiterrorismo, 2 squadre operative speciali che sono specializzate nei controlli urbani e in ambienti rurali, e avranno evidentemente l'obiettivo di intercettare i trasgressori, perché pare che già da ieri si è notato un arrivo un po' alla spicciolata, alla chitichella di qualcuno che sta per l'appunto raggiungendo le seconde case. Evidentemente questo non si può fare, le regole sono molto chiare, bisogna stare a casa, e quindi questo servizio è volto a richiamare tutti i cittadini al rispetto delle regole. E quindi non si deve stare fuori dal proprio domicilio, dalla propria residenza, perché in gioco c'è la salute di tutti. Se mi consenti, Marta, io proseguirei dicendoti come si sta evolvendo l'organizzazione sanitaria in provincia di Belluno, se sei d'accordo, perché ieri l'Ulse Dolomiti ha fatto un po' il punto della situazione degli ospedali della provincia di Belluno, e allora in linea generale sono sospesi gli interventi chirurgici, a meno che non si tratti di pazienti oncologici, sono garantiti gli interventi cardiologici, e sono comunque garantite tutte le urgenze. Che cosa è accaduto da ieri? Ieri all'ospedale di Belluno sono state temporaneamente spostate sull'ospedale di Feltre tutte le urgenze differibili del reparto di otorino-laringoiatria, dove sono stati riscontrati fra i sanitari dei casi di positività al Covid-19. Il reparto di pneumologia è stato svuotato, i pazienti sono stati spostati nel blocco medico dell'ospedale San Martino, i posti letti lasciati liberi sono 16 e sono stati messi a disposizione per eventuali emergenze. All'ospedale di Agordo resta la sospensione dei ricoveri dal territorio e da altre strutture sanitarie per la medicina a lungodegenza e l'ospedale di comunità. È sospesa anche l'attività ambulatoriale della medicina, della chirurgia generale e ortopedia. A Feltre il reparto di geriatria invece è stato riattivato al padiglione Gaggia e ha al momento una disponibilità di 20 posti letto. Sarà sanificato il reparto di geriatria dell'ospedale di Feltre, che si trova al padiglione dalla Palma. Sapete che le ordinanze hanno anche chiuso le offerte semiresidenziali per le persone anziane, e quindi anche per le persone con disabilità, per i minori, per le persone con dipendenza, per i problemi con salute mentale. Per il momento l'offerta semiresidenziale dei centri cosiddetti diurni è chiusa fino al 15 di marzo. C'è un numero aziendale dedicato che si affianca evidentemente al numero nazionale e al numero verde regionale, dove tutte le persone che hanno necessità di avere informazioni possono rivolgersi, ed è lo 0437 514343. Poi in questo momento si stanno valutando anche situazioni, particolari. Sapete che la provincia di Belluno è un po' la patria dei gelatieri, e ci sono tantissimi gelatieri che vivono in Germania e che stanno vivendo con apprensione e con angoscia le vicende in Italia. Il sindaco di Val di Zoldo oggi ha rivolto un appello a queste persone, soprattutto a quelli che hanno i figli residenti in Vallata assieme a parenti e amici. In Germania, come sapete, ancora non sono state adottate le misure drastiche che ha
adottato l'Italia, ma è evidente senza pensare di avere la sfera di cristallo in mano che probabilmente di lì a poco la diffusione del virus avverrà in maniera pesante anche in Germania. Allora, che cosa dice che cosa chiede il sindaco? Se qualcuno dovesse rientrare in Valle di Zoldo per ricongiungersi con i propri familiari e arriva da una zona presidiata quale è appunto la Germania, esiste un pericolo concreto di trasmissione del virus al proprio nucleo di appartenenza, anche se le persone possono arrivare del tutto asintomatiche. Quindi la richiesta è di adottare tutte le misure possibili, oltre anche a quelle che prevede la norma, e quindi nel momento in cui uno arriva dalla Germania di mettersi in auto-isolamento fiduciario per 15 giorni anche lontani dai propri familiari. Ecco, un po' come è accaduto per tutte quelle persone del Sud Italia che quando stava per entrare in vigore l'ordinanza più restrittiva del governo sono partite per rientrare a casa al Sud con tutti i problemi insomma, che abbiamo visto nei giorni scorsi. Tiziana, un'ultima domanda brevissima, perché abbiamo ricevuto diverse telefonate in redazione da parte di cittadini che hanno la seconda casa appunto in montagna. Ovviamente molti non si aspettavano che diventasse così restrittiva l'ordinanza e quindi tanti chiedono: ma io posso intanto andare questo fine settimana per spegnere il riscaldamento perché l'avevo lasciato al minimo piuttosto che qualcos'altro? Che risposta possiamo dare a questi cittadini? La risposta è negativa. Ecco, quindi... probabilmente l'invito, guarda, tra pochissimo abbiamo un appuntamento proprio con il comando provinciale dell'Arma, il nostro appuntamento è alle 13 e riproporrò anche a loro la domanda. Probabilmente credo che l'invito sarà quello di rivolgersi a vicini di casa o comunque qualcuno a cui abitualmente uno lascia le chiavi per le emergenze. Non lo so, se la casa si trova all'interno di un condominio, sicuramente l'amministratore di condominio avrà la possibilità di fare il monitoraggio, di verificare che tutto vada bene, che l'acqua sia chiusa, che il riscaldamento sia spento, eccetera. Io immagino che le persone proprietarie di seconde case in provincia di Belluno probabilmente dovranno come dire, mettersi in contatto con i loro vicini di casa. Benissimo, quindi certo, sì, quindi la risposta insomma è quella che stiamo dando già da 2 giorni un po' a tutti: dovete restarvene a casa vostra non uscire, salvo per quelle misure insomma che sono state già ampiamente descritte. Tiziana, Marta, allora io avrei un'ultima cosa dimmi. velocissima sulle fabbriche. Perché sai che i sindacati oggi in giornata avranno un incontro a Roma per fare un po' il punto della situazione. In provincia di Belluno la richiesta è molto insistente, allora CGIL, CISL e UIL provinciale in questo momento si sono attivati anche con i responsabili, no, delle grandi aziende bellunesi. Si era diffusa poco fa voce che Luxottica, che è il patron del vecchio avesse avuto l'intenzione, stesse per chiudere la fabbrica. Allora così non è, perché Luxottica vuole continuare a mantenere al minimo l'attività. È probabile invece che nei prossimi giorni tutte le aziende vengano invitate a chiudere per qualche giorno per le operazioni di sanificazione dei reparti, per il recupero dei dispositivi di protezione e quindi mascherine e gel. Dicono i sindacati, bloccare tutto in questo momento evidentemente sarebbe un disastro e si rischierebbe il collasso del sistema paese. Però insomma aspettiamo l'esito di questo incontro che si svolgerà in mattinata
hanno annunciato a Roma con il Ministero per capire anche quale sarà l'evoluzione nelle prossime ore. Esatto, non sono solo le fabbriche bellunesi nelle quali c'è molto fermento, naturalmente in queste ore anche in alcune fabbriche sono in corso proprio da questa mattina già alcuni scioperi proprio per queste ragioni, quindi vedremo gli aggiornamenti nel corso della giornata. Tiziana, grazie mille per questo collegamento, buon lavoro anche a te. Volevo ritornare velocemente su quella che è la nuova ordinanza della Regione in materia di trasporti, della quale parlavamo prima, perché la Regione ha deciso per quanto riguarda il trasporto pubblico locale sia su gomma che su rotaia di mantenere i livelli ovviamente di servizi essenziali per soddisfare il fabbisogno di mobilità dei cittadini, con ovviamente l'accessibilità dei principali nodi e con particolare attenzione ai flussi dei pendolari. Ha ordinato che sia mantenuta la distanza di sicurezza, il famoso droplet, tra gli utenti e i lavoratori all'interno dei mezzi e delle aree di fermata, e ha disposto anche la riduzione anche rilevante del servizio serale, notturno e festivo dei mezzi di trasporto. Per quanto riguarda poi gli orari, si è deciso di ordinare appunto dei programmi di esercizio festivo ed estivo qualora questi risultino preferibile rispetto al limite delle altre rimodulazioni. Quindi insomma una stretta per quanto riguarda il trasporto pubblico, che rimane comunque garantito per quello che riguarda ovviamente i pendolari, perché lo ricordiamo, insomma molte sono comunque anche le persone che in questo periodo devono andare a lavorare, purché siano mantenute. Viene anche ovviamente ribadito che devono essere garantite all'interno dei mezzi di trasporto le misure di sicurezza e di sanificazione dei mezzi stessi. Queste disposizioni, si chiude l'ordinanza, restano valide fino al 25 marzo, salvo diverse indicazioni. Queste dunque sono le nuove disposizioni in materia di trasporto pubblico varate proprio questa mattina dalla Regione. Allora, abbiamo ora la possibilità di collegarci con i nostri colleghi della redazione di Trieste, che sono in questo momento a Gorizia. Gorizia, frontiera con la Slovenia, che come abbiamo già visto ieri ha alzato, per così dire, le barricate, ha chiuso le frontiere ai mezzi che arrivano dall'Italia, e si stanno verificando da questa mattina delle lunghe code. Vediamo quindi il collegamento, siamo pronti? Sì, ecco, lo vedo il collegamento nel monitor. Buongiorno. Abbiamo con noi, chiedo di venirci appresso, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Allora, signor sindaco, questa è la situazione che è iniziata da quando? Ma io sono stato svegliato questa mattina presto da cittadini che mi dicevano: sindaco, non riesco a entrare in città, ma cittadini che con la loro autovettura, questo perché i camion che giungevano erano tutti bloccati indistintamente in un primo momento, perché sappiamo che quelli che sono in transito attraverso la Slovenia per andare in Ungheria e in Croazia non è più consentito loro questo passaggio, al pari, dice la Repubblica di Slovenia, al pari di quanto ha già deciso sia l'Ungheria che la Croazia. Però cosa è accaduto? Chilometri e chilometri di fila. I mezzi pesanti si sono collocati anche nella rotonda di accesso, che è uno dei principali accessi della nostra città. Tutti coloro che entrano dall'autostrada piuttosto che attraverso la strada del Vallone, che giungono da Trieste, letteralmente le vetture, perciò non i camion pesanti, le vetture non erano in grado di attraversare questo muro di camion che si sono trovati davanti. In più, non potendo questi mezzi pesanti, questi autotricolati, non potendo girare, cioè spostare il mezzo per tornare indietro, questo aveva creato questi parecchi chilometri di fila. Come amministrazione comunale ci siamo rapportati subito con la SDAG, che è la società confinaria partecipata al 100% dal comune di Gorizia. Abbiamo messo immediatamente a disposizione i posteggi, tantissimi sono gli autoarticolati che in questo momento hanno liberato, perciò quantomeno hanno
parzialmente liberato il sedime autostradale. La difficoltà oggi rimane, perché comunque perlomeno adesso le vetture che vogliono andare in Slovenia e viceversa possono farlo, pur con grandi difficoltà in questo momento. Abbiamo capito che con il nuovo governo sloveno intende dare una stretta, così mi è stato confermato da parte dell'amico Klemen, sindaco di Nova Gorizia, con cui ci si rapporta diverse volte al giorno, intende perciò dare una stretta. Bisogna capire cosa intende per stretta. Una cosa che a noi uomini e donne di confine lascia davvero perplesso è che c'è un trattato internazionale che si chiama Schengen e che perciò vale o non vale a seconda dell'umore in quel preciso momento di quel governo. La Croazia ha disdetto Schengen, lo ha fatto, non l'ha fatto. L'Europa deve appena decidere a Bruxelles se farlo, se consentirlo. Certo, in alcune circostanze ovviamente è consentito, ma in questo momento la sensazione è che ciascuno faccia letteralmente quello che vuole. Ecco, allora grazie quindi ai colleghi della redazione di Trieste per questo collegamento, una situazione quindi difficile, quella che si sta vivendo al confine con la Slovenia, mentre con l'Austria al Brennero questa mattina la situazione è tornata abbastanza alla normalità dopo le criticità che si sono verificate per tutta la giornata di ieri. Ovviamente in queste ore c'è anche molta preoccupazione, comprensibile, paura da parte dei cittadini, in modo particolare da quelle che sono le persone fragili, le persone anziane, le persone che hanno delle patologie, che quindi sanno che se dovessero prendere il coronavirus, per loro diciamo i pericoli sarebbero ancora maggiori. Proprio questa mattina ci ha chiamato in redazione una signora, non diciamo il nome naturalmente per la privacy, che è davvero molto preoccupata e vuole lanciare un appello. Sentiamo l'intervista che ha realizzato questa mattina Christian Arboit. Sentiamo. La mia principale preoccupazione in questi giorni è il coronavirus, come penso per tanti. Per me lo è in maniera particolare perché io ho delle patologie che se me lo prendo vado al creatore e io ho 60 anni, non ne ho 80. Anche se non ha diritto a morire quello di 80 e vivere quello di 60, però quello che voglio dire, io ho 60 anni e io non posso essere intubata. Lei, signora, in questi giorni è particolarmente preoccupata perché suo marito continua a lavorare in una situazione dove non ci sono misure di sicurezza. Non ce ne sono nessuna. Dove lavora suo marito? In un cantiere edile? In un cantiere edile dove sui furgoni vanno in 8, a tavola mangiano in 4, dormono in 2 persone dentro un container. Non c'è acqua per lavarsi, se uno vuole lavarsi le mani dopo essere andato in bagno non c'è acqua. Quindi lei dice... Io ho il terrore che una sera viene a casa e me lo porta a casa. Io faccio parte di un'associazione dove ci sono tante di queste persone che hanno le mie problematiche e abbiamo paura. Ecco, avete sentito questo drammatico appello di questa signora. È chiaro naturalmente che quindi tutte le misure restrittive di questi giorni sono anche proprio per proteggere tutti noi, ma in modo particolare tutte queste persone che a causa di patologie potrebbero avere delle conseguenze davvero gravissime se dovessero ammalarsi di coronavirus. Anche questo è uno dei motivi per cui
In queste ultime settimane le mascherine di protezione sono praticamente introvabili dappertutto, introvabili per i cittadini, ma anche e soprattutto per le aziende sanitarie, che le devono ovviamente rifornire al personale sanitario, a medici, infermieri che sono a contatto con centinaia di pazienti, alcuni dei quali contagiati, e che quindi devono ovviamente essere maggiormente protetti, sia per loro naturalmente, anche perché sappiamo l'importanza del lavoro che stanno svolgendo a ritmi davvero pesantissimi in questi giorni, sia anche proprio per non diffondere il contagio agli altri ammalati. Mascherine introvabili, l'ha sottolineato anche il presidente della regione Zaia ieri sera in diretta dal nostro telegiornale. Sentiamo. A me spiace che ci sia qualcuno, e posso garantire che verrà denunciato, che mette in giro sui social la notizia che le mascherine non ci sono perché la Regione Veneto non le ha comprate. Ecco, vuol dire essere dei delinquenti a dire queste robe. I delinquenti vanno denunciati perché si crea allarmismo nei cittadini. La verità è che mascherine sul mercato mondiale non ce ne sono. Le faccio un esempio: noi avevamo un carico in sdoganamento di 550.000 mascherine. Sa cosa è accaduto? È sparito, no? Ha detto oggi. Lo hanno venduto a 3 stati diversi, a noi e altre 2 realtà. Quindi lo abbiamo comprato in 3 e siamo stati fregati in 3. Chi ce le propone nel 90% dei casi vuole il pagamento anticipato del 100%, ma tu l'unica roba che sai di chi ce le propone è un numero di telefono che può rispondere dalla Nuova Zelanda, molto spesso dalla Thailandia, dalla Cina, dal Sud America. Noi adesso stiamo distribuendo mascherine che sono arrivate da più paesi, stiamo distribuendo oltre 500.000 mascherine, adesso ne arrivano sempre, ma insomma i numeri sarebbero molto più importanti e vengono dall'America Latina. Non CE, ma autorizzate dal Ministero della Salute per essere utilizzate, e sono mascherine chirurgiche. Chirurgiche, quindi quelle verdi per intenderci, che sono in realtà quelle meno efficaci, però si dice. Meno efficaci, diciamo una roba concreta, che la mascherina ci serve per mettere in sicurezza gli operatori. Ovvio è che c'è tutta una gamma di efficacia delle mascherine, c'è la 3M, la PFF3, la PFF2 e poi la chirurgica. Però è pur vero che la mascherina chirurgica non è comunque una barriera da poco. Se poi vogliamo star lì a disquisire sulle certificazioni, la soluzione migliore è lo scafandro da palombaro, dove avviti gli occhiali. Lo dico perché siamo in emergenza. Ai medici di base, e in particolar modo gli ospedalieri, a chi fa queste attività, va riconosciuta tutta il mio applauso e il mio ringraziamento, però siamo tutti in prima linea, questo è poco ma sicuro. Ecco, allora, queste quindi le parole del presidente Luca Zaia. Tra poco alle 12:30 ci sarà la conferenza stampa con gli ulteriori aggiornamenti appunto relativamente all'andamento dell'epidemia. Intanto nelle città del Veneto, in molte città del Veneto, l'abbiamo visto ieri sera nel corso dei servizi dei nostri telegiornali, si sta procedendo con la sanificazione di strade, di piazze, di vie, di marciapiedi. Questa mattina i tecnici della Veritas hanno proceduto alla sanificazione del Lido e di questo, ma anche della situazione nel veneziano, ci parla il collega Lorenzo Maier in diretta telefonica da Venezia. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Marca, buongiorno a tutti. Buongiorno, come va allora? Com'è la situazione al Lido? Come dicevi giustamente da studio, da questa mattina dalle 7 già erano operativi gli addetti di Veritas che hanno proceduto a una sanificazione del Gran Viale e delle strade principali dell'isola. Questa operazione ovviamente continuerà nella giornata di oggi e nei prossimi giorni, perché non sarà ovviamente limitata solo al Gran Viale, al Lido, ma verranno passate a settaggio un po' le 2 strade principali, quindi anche il lungomare e la via Sandro Gallo. Lungomare, ricordiamo, dove ci sono gli stabilimenti balneari. Stessa cosa verrà fatta per le altre isole dell'estuario e questa pulizia, insomma, è una pulizia che Veritas, che è l'azienda che si occupa appunto dell'igiene pubblica, fa con i suoi mezzi e con i suoi operatori. C'è stata qualche segnalazione di qualche
il passante che segnalava come uno degli addetti sembrava non avere una mascherina messa così a regola d'arte, ma l'azienda ha precisato che tutte queste operazioni, anche per gli addetti, si svolgono nelle condizioni previste di massima sicurezza, non solo per i cittadini ma appunto anche per coloro che sono coinvolti nelle operazioni di sanificazione. Peraltro pochi minuti fa è arrivata invece una comunicazione di Veritas che ha annunciato che da lunedì 16 fino al 5 di aprile saranno chiusi tutti gli uffici del territorio, quindi non solo del Lido ma anche di Venezia, di Cavallino Treporti, moltissime sedi periferiche. Tra poco vi manderemo anche eventualmente il dettaglio, e si lavorerà solo attraverso un numero verde per le urgenze e attraverso le modalità telematiche. Nei giorni scorsi era arrivata già la comunicazione che erano stati chiusi gli ecocentro insieme all'appello per le persone a usare responsabilità in questo periodo di emergenza. Oltre alla sanificazione, un altro aspetto importante che abbiamo visto questa mattina è l'isola di Murano. Ieri sera ne abbiamo parlato nel telegiornale, circa 2.000 addetti sono prossimi alla cassa integrazione per i più fortunati, tra virgolette fortunati ovviamente, altri saranno licenziati. Bene, questa mattina l'isola di Murano, lo vedrete in alcuni video, era completamente deserta, sembrava veramente una situazione irreale. Alcuni addetti ci hanno raccontato di non avere mai visto, anche titolari di vedrerie, una situazione così, e dicevano titolari che hanno anche superato gli 80 anni nemmeno in tempo di guerra, per cui quello che è stato poi raccontato ieri avrà delle ricadute subito, immediate, perché l'isola veramente era assolutamente deserta. Sempre per rimanere nel veneziano, vi raccontiamo anche a Spinea di un funerale che, come abbiamo raccontato ieri sera, ha fatto molto scalpore, perché il parroco della parrocchia di San Vito Modesto, appunto del comune di Spinea, ha celebrato un funerale nonostante i divieti, ha comunque voluto dare corso alla celebrazione per dare l'ultimo saluto alla defunta, e questa situazione è stata segnalata, pensate un po', dal titolare di un'agenzia funebre che non si era aggiudicata il servizio, quindi ha voluto segnalarlo, e questo ha creato molto trambusto anche nella piazza, nell'esterno della chiesa. Ci sono anche esempi positivi però che arrivano da Venezia, esempi incoraggianti, come quello del parroco di Bibione, che in questi giorni da solo a bordo di un'ape sta visitando le strade per andare a benedire le case dal di fuori, per dare comunque un incoraggiamento, per restare in argomento delle diocesi, insomma in argomento religioso. Molto bello, molto apprezzato è stato anche il video di cui tratteremo poi più diffusamente questa sera, che il patriarca Francesco, il patriarca della diocesi di Venezia, ha voluto inviare a tutti i medici e gli operatori sanitari, un video di ringraziamento per la grande abnegazione che tutti i camici bianchi, medici, ma anche gli operatori che svolgono funzioni preziosissime stanno dimostrando in queste ore. Per il resto diciamo che la giornata è iniziata, sono tutti in attesa della conferenza del governatore, perché si vocifera così di ulteriori provvedimenti che possono arrivare. Ci viene segnalato che le strade, soprattutto sia a Lido e anche però nelle isole di Pellestrina, dove comunque deve essere garantita una viabilità, sono abbastanza libere, nel senso che in pochi si muovono di casa, però viene rinnovato l'invito a comunque a rimanere in casa, perché le immagini dell'ultimo fine settimana con il sole, con il bel tempo, hanno comunque colpito un po' tutti, e c'è comunque una situazione di grande allarme. Intorno a questa emergenza c'è anche una
bella catena di solidarietà, una raccolta fondi che è già partita da più parti per potenziare e per dare modo alla Regione Veneto di poter acquistare i respiratori, una solidarietà che è corsa nella rete, che in questo periodo ci sta dimostrando una preziosa alleata anche negli aiuti, perché online si è così avviata una raccolta, una gara di solidarietà per dare un aiuto a tutti. Hanno risposto cittadini semplici, cittadini anziani, pensionati, giovani, ma anche aziende del territorio veneziano che sono pronte a sostenere anche con contributi importanti. Comunque l'aiuto di tutti è un segnale che renderà sicuramente la città di Venezia più coesa e più forte una volta che sarà superata questa emergenza. Un'ultima cosa ti vorrei dire, Marta, a proposito della realtà virtuale. C'è un elenco di musei che si possono visitare, musei di Venezia, ma anche musei come di Londra, come il Museo di San Pietroburgo, che si possono visitare con un tour virtuale, cioè stando a casa con il computer si può effettuare un bellissimo tour virtuale a questi musei a misura di bambino. Grazie Lorenzo. Allora torneremo a collegarci poi con te per ulteriori aggiornamenti sulla situazione da Venezia ed isole per quanto riguarda appunto questa emergenza, con notizie belle e brutte, appunto, come abbiamo visto in questi minuti. Stavamo dicendo della preoccupazione dei pazienti, soprattutto delle persone fragili, e sulle difficoltà che ci sono anche in queste ore, in questi giorni, per quanto riguarda le persone che appunto sono anziane, per esempio, e non possono, o è fortemente raccomandato per loro non uscire di casa. In questo senso si stanno attrezzando molte farmacie per la consegna a domicilio dei farmaci, ma non solo. Sentiamo quindi l'intervista che abbiamo realizzato poco fa a Lorenza Cenedese delle farmacie trevigiane. Sentiamo. È attivo questo numero verde 800 065 510. Federfarma, in collaborazione con i volontari di Croce Rossa Italiana, ha predisposto questo servizio per gli over 65, le persone non autosufficienti e ovviamente chi è colpito dal coronavirus. Diciamo che io lancio un appello: chiamate il numero verde, per favore, non in farmacia. Il servizio è gestito a livello nazionale, quindi portate pazienza se non prendete subito la linea. I farmaci vi verranno consegnati da un volontario di Croce Rossa Italiana in uniforme con il tesserino, quindi attenzione che il servizio è completamente gratuito, quindi bisogna sempre prestare attenzione alle truffe. Però ecco, questo servizio aiuta le persone in difficoltà, ma soprattutto ribadisce un altro concetto: state a casa. Oltretutto la situazione qui è un po' ovviamente critica, le mascherine purtroppo sono finite, la settimana prossima verranno riapprovvigionate, però vi ripeto, per favore, siate consapevoli che c'è un'emergenza, non andate in farmacia per il superfluo, e c'è un'app che si può anche scaricare per chi è più, diciamo, più dimestichezza con gli smartphone. Prenotate il vostro farmaco, non prendete farmaci in abbondanza, perché comunque bisogna essere anche solidali con chi ha davvero bisogno. Ringrazio tutti i farmacisti per la disponibilità che stanno dando in questo periodo delicato, sono il primo diciamo supporto sul territorio, e quindi ringrazio a nome appunto mio personale. Sindaco Mario Conte ha diramato una lettera di ringraziamento ieri, e quindi siamo consapevoli del grande sforzo che stanno facendo ovviamente i farmacisti, come i medici, gli operatori sociosanitari, gli infermieri, il personale delle case di riposo. Serve la collaborazione di tutti, vi prego, state a casa.
i trevigiani come si stanno comportando dal suo osservatorio? Insomma, ce ne sono di bravi, ce ne sono di meno bravi, capisco che il momento è delicato, non è facile stare a casa, ma non siamo in vacanza, prima mettiamo del nostro e prima ne usciamo, perché ne usciamo e andrà tutto bene veramente, però bisogna dare il proprio contributo e vi prego, non è un gioco e bisogna veramente essere consapevoli, sacrificare per il bene di tutti, di noi stessi, delle persone che amiamo, e prima mettiamo in pratica queste cose e prima ne usciamo e ripeto ne usciremo e ne usciremo sicuramente migliorati. Il nostro senso di solidarietà, di altruismo è spiccato in noi trevigiani, in noi veneti e dobbiamo dimostrarlo da adesso però. Ecco, allora, questo avete sentito anche dalle parole della farmacista Mascherine Introvabili, l'aveva detto Zaia, che ha annunciato anche che il Veneto comincerà a produrre in autonomia le mascherine proprio per rifornire soprattutto il personale sanitario degli ospedali e delle case di riposo di questi fondamentali dispositivi di protezione individuale. Allora, per quanto riguarda la situazione di Treviso, dovremo avere ora in collegamento in diretta telefonica il dottor Sandro Cinquetti, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Pronto? Buongiorno dottore. Buongiorno dottoressa, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie allora per essere intervenuto telefonicamente in questa diretta per fare un po' di chiarezza anche su quelli che sono i numeri del contagio nel Trevigiano, perché c'è stata molta apprensione nelle ultime 24 ore per questa impennata dei contagi in provincia di Treviso registratasi appunto nell'ultimo giorno. Lo ricordiamo, attualmente le persone positive a Treviso sono 327, 17 in più questa mattina rispetto al dato di ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono 62 per quanto riguarda i pazienti in area non critica, 7 in più rispetto a ieri, 9 delle quali sono in terapia intensiva. Dottor Cinquetti, ovviamente allarmante anche il numero dei decessi, perché alle 7 persone che risultavano morte a ieri sera se ne sono aggiunte questa mattina altre 2. Perché questa impennata nei dati? Sta salendo così vertiginosamente l'epidemia nella provincia di Treviso? Cerchiamo di fare un po' di ordine, perché questi numeri possono fare impressione, ma se li confrontiamo con i numeri di altre malattie non di minore importanza sociale, non sono ancora numeri enormi. Tuttavia andiamo per ordine. L'aumento dei casi confermati positivi al coronavirus è legato in parte al fatto che si sono chiarite alcune posizioni che necessitavano di conferma, quindi con inserimento definitivo nel database. Per quanto riguarda i ricoverati, è un dato fluttuante, perché dipende molto dalle dimissioni verso il domicilio o verso altri contesti. Tuttavia registriamo questo incremento di casi in terapia intensiva che è compatibile con la casistica generale, quindi è un dato, diciamo, già registrato in altri contesti che abbiano i numeri come i nostri. Certo, la provincia di Treviso è una provincia significativamente coinvolta in questo focolaio epidemico, lo stiamo affrontando con un impegno straordinario, abbiamo messo in campo risorse di ogni genere a livello di ULSS. Certo, tutto questo non basta, non è sufficiente per fermare totalmente il virus, perché il virus ha una sua forza di diffusione che è anche alla base delle decisioni sia governative che regionali per il contenimento del potenziale infettivo del virus, quindi sostanzialmente il tutti a casa. Ecco, dottore, come si spiega una letalità così alta in provincia di Treviso? Peraltro comunque in Italia pare che ci sia una letalità molto più alta rispetto ad altri paesi che sono stati colpiti dal virus. Vedo che proprio questa mattina l'Associazione Mondiale delle Malattie Infettive e dei Disordini Immunologici, presieduta da Susanna Esposito, ha sottolineato come in Italia ci sia una letalità fino a 12
10 volte maggiore rispetto per esempio a quella della Corea del Sud, che pure in termini assoluti ha dei numeri maggiori di contagi. E per esempio per quanto riguarda il Veneto, Treviso è prima appunto per letalità. Come ci si può spiegare questo dato? Beh, la letalità, che è la capacità della malattia, diciamo, di portare a morte i soggetti colpiti, in Italia, nelle regioni principali colpite dall'epidemia, viaggia tra il 3% e il 7-8% della Lombardia. Nei calcoli che avevamo noi, il Veneto si collocava nella fascia bassa. A livello nazionale, a livello internazionale era stata calcolata all'inizio una letalità nell'ordine del 2%, noi registriamo una letalità un po' più alta rispetto a questo 2%, non è un dato sorprendente. Il dato della provincia di Treviso è fortemente condizionato dal fatto che abbiamo avuto un focolaio epidemico che ha coinvolto prima di tutto il resto la geriatria. In geriatria ci sono pazienti critici e questi pazienti critici, quando hanno una situazione impegnativa, non raramente anche per altre situazioni purtroppo vengono a morte. Ricordo che l'età media dei nostri deceduti è 87 anni. Ecco dottore, per quanto riguarda il focolaio in ospedale, abbiamo lungamente parlato in questi giorni di quello di geriatria, nelle ultime ore anche altri reparti sono stati coinvolti. Attualmente quali sono i numeri del personale sanitario? Perché anche questo naturalmente preoccupa, ovviamente, se ad essere contagiati sono medici ed infermieri. Beh, ovviamente medici ed infermieri pagano un contributo legato al fatto che si occupano dei malati. Il contagio nei confronti degli operatori è oggi fortemente contenuto perché sono state adottate in ospedale procedure di sicurezza ulteriormente potenziate rispetto alle prime fasi degli eventi. Il nostro personale, comunque che abbia acquisito una positività, viene allontanato dal lavoro, quindi smette di essere contagioso per il contesto lavorativo. Una nota positiva: abbiamo cominciato a classificare i primi guariti, cioè alcuni nostri operatori, stiamo calcolando con precisione questi numeri, ma sono numeri ormai significativi, che erano risultati positivi al test ed erano stati allontanati dal lavoro, potranno tornare al lavoro come da procedura regionale dopo 2 test negativi. Questi numeri stanno diventando abbastanza consistenti. Ecco, c'è anche una buona notizia, dottor Cinquetti, proprio di queste ultime ore, di un paziente giovane, un 49enne che era stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso, che è stato dimesso, che può dirsi guarito. Anche questo è un messaggio di speranza, no? Anche perché peraltro si tratta di una persona giovane. Allora, speranza è una parola forse quasi leggera, è un messaggio di certezza. Questa è una infezione che è in grado di essere molto molto impegnativa e faticosa per i soggetti pluripatologici, soprattutto i soggetti anziani. Nei giovani decorre in maniera generalmente paucisintomatica, cioè con pochi sintomi. Anche nei giovani colpiti da forme più impegnative con impegno polmonare più importante, come abbiamo visto in questo caso, la terapia intensiva risulta efficace e si giunge abbastanza frequentemente a una guarigione definitiva. Ecco, dottor Cinquetti, in queste ore l'attività dell'ospedale, ovviamente sappiamo e ringraziamo tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che si stanno veramente adoperando per affrontare queste giornate difficili. L'attività ospedaliera ordinaria, diciamo, procede normalmente oppure si assiste anche nell'ULSS trevigiana ad un rinvio di tutte quelle che sono, diciamo, le prestazioni non urgenti, visite o interventi chirurgici, e il consiglio che vuol dare anche ai nostri telespettatori? Allora, noi siamo in una fase molto importante dello sviluppo epidemico che va osservata con molta attenzione per 2-3 settimane. Certamente le persone che hanno una situazione di urgenza devono essere trattate in ambito ospedaliero.
Le persone che possono aspettare queste 3-4 settimane per eseguire la risonanza magnetica, piuttosto che la visita dermatologica, piuttosto che un controllo sanitario differibile, chiaramente è opportuno che differiscano, non è il momento di impegnare i servizi che sono sotto pressione. Orientativamente prosegue regolarmente l'attività dedicata alle urgenze e ai casi impegnativi, viene rallentata l'attività programmata. Anche per quanto riguarda gli interventi chirurgici, quindi? Gli interventi differibili vengono differiti per quanto possibile, ovviamente, però l'ospedale funziona regolarmente. Ecco dottore, un'ultima domanda per quanto riguarda la questione di geriatria. È stato completato il trasferimento degli anziani che sono rimasti isolati per oltre 2 settimane all'interno dell'ospedale? Sì, allora la geriatria è in fase di sanificazione, tornerà operativa nei prossimi giorni come se fosse nuova, anche questo è un elemento di novità importante. Un'ultima domanda, dottor Cinquetti, diciamo di servizio, tra virgolette, per i tanti telespettatori che in queste ore stanno chiamando anche la nostra redazione per chiedere informazioni. Sappiamo che è un periodo, questo dell'epidemia del coronavirus, che è coinciso anche con comunque gli strascichi dell'influenza. Ci sono molti che hanno magari patologie di tipo respiratorio, raffreddore, mal di gola, febbre, ovviamente è chiaro che questi sintomi in questo momento allarmano non poco. Quali sono, per così dire, i campanelli d'allarme e che cosa bisogna fare qualora appunto si abbiano dei sintomi di questo tipo? La curva respiratoria, la curva epidemiologica dell'influenza sta scendendo. E quindi fra 2 o 3 settimane in qualche modo dovremmo avere lo spegnimento dell'influenza con la possibilità di discriminare con maggiore precisione queste 2 malattie che si assomigliano un po', almeno nelle forme con sintomatologia meno importante nei giovani. La cosa che ci deve far pensare a una possibile infezione da coronavirus è se c'è stato un contatto stretto con un caso confermato. Se c'è stato il contatto stretto con il caso confermato di coronavirus, ovviamente questo è un motivo per il quale stare a casa, ma si deve stare a casa anche se si ha l'influenza, per definizione, non andare al lavoro, avvisare il datore di lavoro che si resta a casa. A casa se stessi e i propri familiari per alcuni giorni, dopo una decina, quindicina di giorni torna alla vita normale. Sono giorni di difficoltà, è stata fermata l'Italia, si può anche firmare chi ha mal di gola, febbre e tosse. Ecco dottore, ma se sono così tanti, come ci è stato detto appunto in queste ultime ore, anche le persone asintomatiche, come si fa a sapere se si è venuti in contatto con una persona con coronavirus? È impossibile saperlo di fatto, gli asintomatici portano con sé la loro condizione, conducono una vita secondo le indicazioni civili di rimanere a casa per quanto possibile, se sono impegnati in servizi di assoluta pubblica utilità utilizzeranno i dispositivi di protezione nel caso in cui dovessero comparire sintomi respiratori anche lievi. Se i sintomi respiratori diventano più significativi, queste persone devono assolutamente stare a casa. Ecco, per quanto riguarda i tamponi, chi viene sottoposto a tampone? Perché moltissimi che appunto hanno questi sintomi chiedono di essere sottoposti a tampone. Come si procede nella selezione di chi sì e chi no? Il tampone non fa guarire dal coronavirus, consente una diagnosi. Il tampone viene somministrato con priorità perché la disponibilità di tamponi non è illimitata, e i nostri laboratori stanno lavorando H24 giorno e notte e quindi intasare i laboratori per situazioni cliniche incerte non è del tutto opportuno. I tamponi vengono eseguiti a chi ha sintomatologia respiratoria significativa e risulta contatto stretto di caso confermato. Se non ci sono questi elementi non ha senso sottoporsi a tampone.
Dottor Cinquetti, io la ringrazio, è stato come sempre molto chiaro nel fornire queste informazioni ai nostri telespettatori. Le auguro buon lavoro, grazie mille, buona giornata. Anche a lei, buongiorno, un abbraccio a tutti. Grazie, grazie anche a voi, a tutto il personale sanitario che tanto state facendo per tutti noi in queste ore così difficili. Grazie, arrivederci. Allora, avete sentito quindi le parole del dottor Cinquetti, responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del ULSS 2 della Marca Trevigiana. È chiaro naturalmente che c'è preoccupazione, tantissima preoccupazione tra i cittadini che stanno vivendo queste ore con ansia e con angoscia. Vedo dalla regia che mi indicano un servizio pronto, vediamolo insieme. I medici di famiglia, ecco, quindi vediamo insieme quelle che sono le informazioni che vengono date proprio in questi momenti dai medici di medicina generale, che sono anche loro ovviamente in prima linea in questo momento di emergenza sanitaria. I medici in quarantena sono non tantissimi, sono 4. Uno tra l'altro adesso finisce, ma non tanto la quarantena, ma era uno dei medici di Go che poi è stato male con una polmonite. Abbiamo un collega da ieri ricoverato in terapia intensiva, intubato a Schiavonia. E abbiamo tanti colleghi che sono in attesa di tamponi o di risultati. In prima linea anche loro stanno lavorando senza sosta da settimane. I medici di famiglia sono tra le categorie più esposte al contagio. A fatica stanno riuscendo a mantenere aperti gli ambulatori grazie alle sostituzioni e a 60 giovani specializzanti di medicina generale che hanno dato disponibilità ad entrare in servizio. Siamo senza dispositivi di protezione, mancano guanti, mascherine e tute, denuncia il presidente regionale della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Riceviamo pochissimo, tant'è che abbiamo fatto un ordine per pagarle noi, perché è praticamente risibile, tanto per capirci abbiamo 2 mascherine al giorno e 5 paia di guanti. Questo fa diventare difficile il mantenimento di una attività importante che facciamo, che è quella delle domiciliari programmate. I medici hanno lasciato a casa le segretarie, lavorare così è difficilissimo, e tra i servizi che sono stati ridotti drasticamente ci sono le visite programmate ai pazienti con serie patologie, quelle che normalmente si fanno a domicilio con cadenza settimanale. Queste nella regione Veneto sono 16.000. Il problema qual è? È che andare in casa di queste persone senza le protezioni, cioè senza maschera, senza guanti, senza camice monouso, si rischia che sia io a portargli il contagio in casa. I consulti sono solo telefonici, aumentano anche le patologie legate allo stress causato da questa emergenza. Crisara ricorda inoltre come comportarsi in caso si venisse a contatto con un paziente positivo al coronavirus. Deve chiamare il medico di famiglia e sicuramente, essendo stato un contatto stretto, quindi sono definiti queste cose, il medico allerterà attraverso la COT, il sistema di prevenzione, e saranno loro a decidere se fare o non fare il tampone una volta, però in linea di massima con i contatti stretti i tamponi non si fanno. Ecco, queste quindi sono le preoccupazioni e le indicazioni che vengono dati dai medici di medicina generale. Naturalmente in tutta la regione continua forte l'appello di tutti i sindaci, delle autorità, della protezione civile ai cittadini affinché restino in casa. Vediamo che cosa sta succedendo a Padova. Attenzione, attenzione! Messaggio a tutti i cittadini. In ottemperanza del decreto del Presidente del Consiglio e a tutela della salute di tutti, vi
invitiamo i cittadini a rimanere in casa il più possibile. Questo il messaggio che riecheggia dagli altoparlanti dei 3 mezzi della Protezione Civile di Padova, che da giovedì sera corrono nei quartieri della città per informare i cittadini. Un messaggio per chiedere la collaborazione di tutti, questo negli intenti dell'amministrazione comunale. Sono giorni decisivi nei quali ci aspettiamo, secondo i calcoli e i modelli delle autorità sanitarie, il picco dei casi, ha fatto sapere il sindaco Sergio Giordani in una nota. È quindi necessario agire subito e in ogni modo per invitare la popolazione a rispettare alla lettera le prescrizioni. Limitando gli spostamenti solo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di necessità, per motivi di salute o per gravi motivi familiari. Grazie per la vostra collaborazione. Ecco, quindi avete visto, continuano a girare i mezzi della protezione civile un po' in tutte le città del Veneto per chiedere alle persone di rimanere in casa. Moltissimi naturalmente stanno seguendo le indicazioni, ma ci sono anche alcuni cosiddetti furbetti che più che furbetti sono degli stupidi che continuano ad ignorare quelle che sono le misure appunto a protezione dei cittadini contro la diffusione dell'epidemia di coronavirus, e proprio contro tutte queste persone il governo ha annunciato la linea dura. Non dimentichiamolo, insomma, adesso è diventato un reato penale, quindi può avere delle conseguenze anche gravi. Sentiamo l'intervista al sottosegretario del Ministero degli Interni, Achille Variati. Ciascuno di noi deve avere un comportamento responsabile e la responsabilità di ciascuno diventa responsabilità collettiva. Da ieri sono iniziati dei controlli molto serrati che aumenteranno nella giornata di oggi e poi nella giornata di domani. I controlli nel Veneto sono stati dai 2.500 a 3.000 solo nella giornata di ieri. In tutte le prefetture gli orientamenti sono di passare sostanzialmente da ammonizioni, da avvisi alle sanzioni. Quando un cittadino non rispetta le norme di legge in questo stato di emergenza del Paese, incorre non solo in un reato di cui è il 650 del codice penale, ma un giudice potrebbe eventualmente imporgli anche reati legati alla tutela della salute pubblica che sono molto più gravi. Quindi attenzione alle dichiarazioni mendaci. Io stesso per venire qui oggi avevo la mia autocertificazione, tutti devono avere l'autocertificazione quando si muovono, deve essere un'autocertificazione che dice la verità e quindi essere pronti poi a dei relativi controlli. Il comportamento irragionevole ancora di alcuni cittadini e persino di qualche commerciante sono non solo da condannare, ma fanno parte di voci distorte di un'idea invece di comunità che sta reagendo in modo unitario per il bene del Veneto. Altre norme contingenti, norme particolari saranno emesse anche, interpretazioni, scusate, della norma saranno fatte anche per i cantieri, perché anche lì ci sono alcune questioni che devono essere garantite da qui ai prossimi giorni. Ai ragazzi e ai giovani voglio dire questo, attenzione. Il virus non conosce età, passa da una parte da un corpo a un altro con grande velocità e non è vero che voi ragazzi, voi giovani siete automaticamente esenti, anche se avete maggiori autodifese. E poi attenti, perché voi potreste essere contagiati e portare il virus ai vostri genitori e ai vostri nonni. Non fatelo. Ecco, quindi questo è l'appello del sottosegretario degli Interni Achille Variati affinché si rimanga in casa. Non lo dimentichiamo che tutte le forze dell'ordine in tutta la regione stanno potenziando i dispositivi di controllo in vista anche del fine settimana affinché vengano rispettate quelle che sono le direttive, quindi l'obbligo di rimanere a casa. Vediamo intanto un video che è stato postato poco fa dall'onorevole Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito Democratico. Solidarietà e non ostacoli. Queste le parole usate dal presidente Mattarella
alle quali ci richiamiamo come deputati europei del Partito Democratico. È adesso e forse ieri che la Banca Centrale Europea avrebbe dovuto intervenire. Quello che ha detto Christine Lagarde non possiamo accettarlo e come deputati europei faremo di tutto perché si cambi radicalmente rotta e si dia un segnale deciso e inequivocabile. Ecco, queste le parole di Alessandra Moretti relativamente appunto all'intervento di ieri della Presidente della BCE, Christine Lagarde, parole che hanno fatto poi immediatamente crollare la borsa, una gaffe potremmo dire della Presidente della BCE che ha avuto ripercussioni pesantissime soprattutto sulla borsa italiana. Sto guardando perché nel maxi schermo vedo che si muove qualcosa per quanto riguarda la conferenza stampa del governatore Zaia che dovrebbe uscire a momenti per ragguagliarci appunto su quelli che sono le ultime relative all'andamento dell'epidemia di coronavirus. Intanto a proposito di economia e di quelle che sono le ripercussioni economiche di quanto sta accadendo sul tessuto imprenditoriale delle aziende del nostro paese, sentiamo dal sottosegretario Pierpaolo Baretta quelli che sono gli interventi che il governo ha messo e sta per mettere in campo. Abbiamo chiesto al Parlamento di autorizzarci a spendere 25 miliardi di euro. Ciò dimostra sia la gravità del problema, ma anche la serietà e la determinazione con la quale intendiamo confrontarci, intendiamo combatterlo. Una risposta adeguata alla gravità della crisi e dell'emergenza provocata dal coronavirus è quella annunciata da Pierpaolo Baretta, candidato sindaco a Venezia, ma anche sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze del governo Conte. Pensiamo di stanziare una cifra importante, circa 2 miliardi per i supporti tecnici, i nuovi macchinari, le mascherine, tutto quello che serve, ma contemporaneamente anche per il personale sanitario, gli straordinari, le assunzioni sia pure a tempo. Un'altra voce importante dei provvedimenti urgenti varati dal governo è dedicata alle ricadute dell'emergenza sanitaria sul lavoro. Estendere la cassa integrazione guadagni per tutti i settori, anche quelli che oggi non ce l'hanno, cassa integrazione in deroga per evitare i licenziamenti. Penso al settore alberghiero che non ha oggi la cassa integrazione, alberghiero, turistico in senso lato, penso alle nostre spiagge di questo territorio, penso alla abnegazione con la quale lavorano e alle difficoltà di queste settimane. Provvedimenti e fondi speciali sono indirizzati anche a famiglie ed imprese. Ecco i congedi parentali a disposizione o i voucher per poter gestire babysitter per chi deve recarsi comunque al lavoro, ma contemporaneamente abbiamo a cuore l'impresa e quindi dobbiamo fare in modo che le nostre imprese abbiano la possibilità di tutela. Decideremo la sospensione dei pagamenti, che sono anche alcuni dei quali sono tra pochi giorni, penso all'IVA del 16 di marzo, ma penso anche ai mutui, e non solo sospenderemo i mutui, ma decidiamo anche che il loro rientro sia graduato nel tempo, sia rateale, in modo tale che non ci sia l'aggravio. Questo dunque il sottosegretario Pierpaolo Baretta, tessuto economico in forte difficoltà, in primis nel settore turistico, ma ormai un po' tantissimi settori dell'economia sono coinvolti. Vediamo cosa sta succedendo a Murano, dove molte aziende stanno chiudendo. Sentiamo. Murano chiude, senza turismo l'isola del vetro nella laguna di Venezia alza temporaneamente bandiera bianca. Tutto il settore del vetro, tra produzione e vendita, è in ginocchio, alle prese con una crisi mai vista prima. La quasi totalità delle circa 200 aziende ha chiuso i battenti, lavoratori sospesi fino a data da destinarsi, tra cassa integrazione e licenziamenti in arrivo. Nelle maglie della crisi anche il maestro Giancarlo Signoretto, tra i mestri vetrai più conosciuti al mondo, che racconta. Abbiamo superato con difficoltà l'acqua alta e oggi ci troviamo davanti al coronavirus. Le fabbriche purtroppo non ce la fanno più, sono al collasso. I nostri titolari non sanno più cosa inventarsi per poter tenerci a lavorare. Purtroppo il nostro circuito è fatto di turismo. Lavoriamo collegati con gli alberghi,
con le gite, con le visite private. È molto raro che Signoretto si conceda ai microfoni, lo fa anche per sostenere i colleghi e tutto il settore del vetro. I nostri 1000 anni di storia non voglio che il coronavirus li attacca, anzi sarà difficile per il coronavirus buttarci giù. Faccio un appello a tutti i maestri, a tutti i titolari d'azienda, negozi, non negozi, tutto il settore quello che parla di vetro. Diamoci una mano e teniamo duro. Anche lui è rimasto senza lavoro e lancia un appello accorato alle istituzioni. Un appello alle istituzioni: non dimenticate quest'isola, perché a scuola studiano anche il vetro. E quando parliamo del vetro parliamo di 1000 anni di storia, parliamo di tutti i maestri che hanno fatto la storia. E questo è anche un esempio per il rispetto anche per queste persone. Adesso io non sto qua a piangermi addosso, vivo anch'io una situazione difficile, devo stare a casa e dovete farlo anche voi. Non do insegnamenti a nessuno e non sono nessuno, però prima che passeremo questo momento non bello, io penso che prima ne usciremo e sono convinto che poi la nave riparte. Ecco, tante le voci quindi da questo Veneto in difficoltà, Veneto delle imprese, Veneto dei cittadini che appunto si trovano a fronteggiare queste paure e queste nuove limitazioni. Sentiamo le voci raccolte dalla collega Tiziana Bolognani a Belluno. Posso passeggiare, ma non in luogo affollato. E lei adesso torna a casa? Torno a casa. Sono sottovalutate dalla gente che, come si vede, vanno in giro per la strada, chiacchierano. Via vai di un giorno normale stamattina in via Feltre, complice forse la presenza di negozi di generi alimentari, di un'edicola tabacchi, di una farmacia. Vedo che ci sono molti locali aperti comunque, anche al di là forse della necessità. Con le nuove regole come si vive? Allora, secondo me l'importante è poter accedere agli alimentari, alle farmacie, cioè ai servizi essenziali, e poi il resto dobbiamo rinunciare. Bisogna vedere anche il positivo. Siamo abituati molto bene, ma anche direi un poco male. E quindi se si riuscisse a capire che bisogna osservare le regole. Già, le regole sembrano non essere state comprese da tutti. I controlli rigorosi sono eseguiti lungo le strade di accesso alla città, ma in centro appaiono discreti, pur se numerose sono le pattuglie di polizia, carabinieri e municipale in circolazione. Qui la gente va in giro, passeggia indifferentemente, non si preoccupa di nulla. Non c'è controllo. Senza sosta la corsa in farmacia a caccia di mascherine. Devo andare in ospedale a fare una visita, è la terza farmacia che sto cercando una mascherina, per quell'ora che sto dentro là. Dottoressa, ci sono mascherine? No, non ne abbiamo più, quelle che abbiamo ce le laviamo, ce le disinfettiamo la sera prima e il giorno dopo le riutilizziamo. Cosa consigliate in questo caso alle persone che vi chiedono i disinfettanti? Allora, bisogna lavarsi le mani con il sapone e l'acqua calda, ma lavarsi cantandosi la canzoncina da 1 minuto. Ecco, queste dunque le voci raccolte dalla collega a Belluno, in centro a Belluno, e in queste ore difficili un appello ai cittadini ed un messaggio anche viene dai vescovi del nostro territorio. Sentiamo quindi l'intervista al vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi. È un momento difficile, soprattutto perché è inedito. Ci troviamo ad affrontare tutti assieme un'emergenza che ci ha sorpresi, ci ha colpiti, però insieme col senso di responsabilità e con la scoperta che anche cambiando il nostro stile di vita possiamo essere a servizio degli altri, possiamo aiutare a bloccare la diffusione del virus, possiamo acquistare questa consapevolezza che siamo tutti utili a tutti, anche tenendoci lontani
anzi proprio perché limitiamo i contatti tra di noi. È una bella responsabilità che ci viene data, è una responsabilità che possiamo avere tutti quanti insieme. E a tutti quanti davvero, alle persone anziane particolarmente, che sono quelle più colpite anche dai messaggi che vengono dati in questo periodo, non abbiate paura. Stare a casa non significa essere imprigionati, state a casa, se riuscite pregate, guardate la televisione, telefonate magari ai nipoti o ai figli o a un'amica che sapete che non ha nessuno, a un amico che da tanto tempo non vedevate. Non lasciatevi prendere davvero dallo sconforto, è una situazione dalla quale usciremo tutti assieme. E anche ai bambini dico, a casa giocate, divertitevi, guardate, disegnate, riempite di colori i vostri fogli e riposatevi anche un pochino. Scoprirete che la casa ha tanti begli angoli dove poter giocare, dove poter stare, e portate a tutti il vostro sorriso. Gli adulti hanno bisogno del vostro sorriso e della vostra allegria. Ecco, questo dunque il messaggio a tutti i cittadini, bambini ed anziani del Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, ma ci sono anche altri sacerdoti che stanno portando per le strade la parola del Signore, una benedizione ai cittadini. È il caso del parroco di Bibione che ha caricato sulla Pecar la statua della Madonna e sta girando le strade del paese. È un video che è già diventato virale. Vediamolo insieme. Tieni, grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel retro del Santino trovate la preghiera di affidamento per questo momento. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova in questo tempo del coronavirus. Dolce Madre, accogli le titubanze dei genitori, la spensieratezza dei bambini e ragazzi, le domande dei giovani, le preoccupazioni degli operatori turistici, lo smarrimento delle istituzioni, la dedizione e il lavoro del personale medico, le incertezze dei turisti, i timori degli anziani e malati. Volge a noi il tuo sguardo, Vergine Maria, intercedi presso il tuo Figlio Gesù. Egli ci liberi da questo virus, ci liberi da ogni male, o Vergine Assunta, nostra amata e cara patrona. E per intercessione di Maria Santissima benedica voi tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Se venite a prendere qualche santino da portarvi sopra. Grazie. A voi, grazie. Troppo forte. Ecco, avete visto, questa è l'iniziativa del parroco di Bibione, non si possono celebrare le messe con i fedeli. Lui ha caricato la statua della Madonna sulla Pecar e ha portato la parola del Signore ed una benedizione appunto ai propri concittadini a Bibione. Torniamo ora a Treviso perché oggi, venerdì 13, e non è certo una data che porta bene, l'aeroporto Canova chiuderà i battenti definitivamente per questo periodo di coronavirus, praticamente a fronte della totale
assenza di passeggeri, un calo vertiginoso appunto di passeggeri già nelle settimane precedenti, poi con il blocco imposto dal decreto e lo stop delle compagnie si è deciso appunto per la chiusura dello scalo e la messa in cassa integrazione dei dipendenti. Sentiamo. I voli interni sono già stati fermati, mentre per quelli internazionali bisognerà attendere la mezzanotte di venerdì. È uno spegnimento graduale quello del Canova di Treviso, un gigante che si appresta a trattenere il respiro, così come le centinaia di dipendenti per cui si stanno attivando gli ammortizzatori sociali, mentre la società Save, che controlla gli scali veneti, è al lavoro per definire questa delicatissima fase. Riunioni si sono susseguite anche nelle ultime ore. Le principali compagnie hanno già decretato lo stop ai voli su tutte, ma non è l'unica Ryanair. Al Canova arrivano autobus vuoti, parcheggi solitamente al completo sono deserti, solo qualche straniero in fuga, la maggior parte diretta a Berlino, una delle poche destinazioni confermate in un filotto di cancellazioni, direzione Russia ed Est Europa. We leave our states. Berlin, Germany. Ma lo spegnimento del Canova è un dramma per l'intero indotto. Alcuni bar e ristoranti hanno già chiuso, improvvisando periodi di ferie. Ci sono poi tutte le altre attività. Queste rappresentanti di commercio stanno ultimando il giro clienti prima di rimanere a casa. Sicuramente è molto preoccupante la cosa. Io lavoro qui, però stiamo fortemente valutando la chiusura. Ecco, quindi avete sentito, l'aeroporto Canova di Treviso chiuderà questa sera e quindi verranno messi in cassa integrazione tutti i dipendenti. Dicevamo nel corso appunto di questa nostra edizione di oggi che sono molte le persone preoccupate, ovviamente in primo luogo le persone anziane e le persone fragili, persone con patologie per le quali la malattia del coronavirus potrebbe appunto rivelarsi molto più grave che per altri. Oggi abbiamo raccolto l'accorato appello di una signora che ha telefonato appunto in redazione, la moglie di un operaio che lavora nei cantieri edili. Siccome la risentiamo perché poi c'è una nota proprio di questi minuti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili che sembra proprio aver accolto l'appello di persone come questa. Sentiamo. La mia principale preoccupazione in questi giorni è il coronavirus, come penso per tanti. Per me lo è in maniera particolare perché io ho delle patologie che se me lo prendo vado al creatore e io ho 60 anni, non ne ho 80, anche se non ha diritto a morire quello di 80 e vivere quello di 60, però quello che voglio dire, io ho 60 anni e io non posso essere intubata. Lei, signora, in questi giorni è particolarmente preoccupata perché suo marito continua a lavorare in una situazione dove non ci sono misure di sicurezza. Non ce ne sono nessuna. Dove lavora suo marito? In un cantiere edile? In un cantiere edile dove sui furgoni vanno in 8, a tavola mangiano in 4, dormono in 2 persone dentro un container, non c'è acqua per lavarsi, se uno vuole lavarsi le mani dopo essere andato in bagno non c'è acqua. Quindi lei dice... Io ho il terrore che una sera viene a casa e me lo porta a casa. Io faccio parte di un'associazione. Conferenza con il governo. Adesso abbiamo un'unità di crisi convocata, poi abbiamo già il governo. Ecco, allora è iniziata la conferenza stampa di Zaia, sentiamo. Darvi innanzitutto i dati aggiornati, ho fatto, grazie. Vabbè, lascia pure qua, grazie. Allora, i dati aggiornati sono 1595 persone positive,
e vi ricordo sempre che i positivi per noi sono coloro che abbiamo intercettato con un tampone, facendo tutta la verifica dei contatti degli eventuali positivi o sintomatici che abbiamo trovato. Quindi i 1595 non sono gli unici positivi che abbiamo in Veneto, ne abbiamo molti di più, ma oggi agli atti ci sono queste persone che hanno un nome e cognome, sono in sorveglianza e sono in isolamento fiduciario. Poi abbiamo di questi 1500, 366 sono ricoverati, poi abbiamo oltre ai 366 abbiamo 107 persone che sono in terapia intensiva, 42 decessi e 100 persone già dimesse. Questo è il dato positivo, che si esce anche da questo tunnel. Le considerazioni che vi faccio: noi restiamo assolutamente con la guardia alta, preoccupati per questa evoluzione. Purtroppo quello che questo virus è arrivato in Italia con una fama di essere una simile influenza o definizioni simili che ci sono state date purtroppo spesso anche da autorevoli esponenti del mondo scientifico. Oggi noi sappiamo che con questo virus una percentuale dei cittadini finisce in terapia intensiva, deve essere intubata. Il vero tema per noi è il tema della terapia intensiva, perché tutti gli ospedali, per quanto organizzati, per quanto all'avanguardia siano, oltre un certo limite non ci vanno. C'è un primo limite che è bene denunciarlo, che è quello dell'approvvigionamento delle macchine sul mercato. Un letto di terapia intensiva deve avere quantomeno come base una macchina, ovvero un respiratore meccanico. Oggi sul mercato non se ne trovano, ma non lo sto dicendo perché il Veneto non ce li ha. Il Veneto ha i suoi respiratori e possiamo averne assolutamente per creare 600 posti di terapia intensiva, però è pur vero che questa crisi la si respira a 360 gradi, è una difficoltà che hanno tutte le regioni, e visto e considerato che abbiamo interloquito con i fornitori di tutto il mondo ormai. Altro tema che si aggiunge all'impossibilità di avere da un lato respiratori e dall'altro presidi a tutela degli operatori, dei cittadini, ovvero le mascherine, tanto per dirne una, è rappresentato dal fatto che, non producendo più nulla a questo Paese e gran parte dell'Europa, davanti a quello che sta accadendo in questi ultimi giorni, in queste ore, ovvero la chiusura delle frontiere, diventa sempre più difficile trovare qualcosa da poter sdoganare, oltre a tutti i delinquenti e ai truffatori che ci sono sul mercato internazionale. 9 offerte su 10 ci chiedono pagamento anticipato al 100%, come fossimo dei delinquenti, e 9 volte su 10 c'è il rischio di trovare una truffa dietro a questo. A noi è capitato addirittura che un carico di mascherine di 550.000 mascherine abbiamo scoperto essere stato venduto a 3 realtà diverse. Una delle 3 eravamo noi non le abbiamo mai viste queste mascherine. Vi annuncio che stiamo collaudando e predisponendo un presidio nostro da dare ai cittadini, perché a questo punto, come facciamo sempre noi veneti, se non troviamo una soluzione fuori la troviamo in casa. Stiamo cercando di farcelo autorizzare e dopodiché attiveremo casomai la distribuzione ai cittadini. Mi spiace che ci sia qualcuno che cerca le polemiche, mi sto riferendo a una persona in particolare, però ogni tanto vedo anche nei canali di comunicazione dei social che c'è qualcuno che fa credere ai cittadini che non ci sono le mascherine perché non sono state comprate o altre giustificazioni del genere. Purtroppo presidi non ce ne sono, le ultime le abbiamo comprate in Sud America, le stiamo trattando col Sudafrica, le trattiamo con l'India, le trattiamo con la Cina, le trattiamo con tutti quei paesi che hanno delle produzioni, con la difficoltà che tutto il mondo, vorrei che fosse chiaro che stiamo parlando di una pandemia, non più di un'epidemia, da ieri è pandemia, tutto il mondo cerca questi presidi. Assieme a noi le telefonate arrivano, assieme alle nostre telefonate e alle nostre emails, arrivano quelle degli americani, degli Stati Uniti, arrivano quelle del Sud America, arrivano quelle di tutta Europa ha il virus in tutti i paesi europei e in questo mega contagio pensate al Giappone o quant'altro. Quindi i fattori limitanti sono quelli, non sono quelli
dell'organizzazione, ma sono quelli dell'approvvigionamento delle macchine e dei presidi, e da un lato della sostenibilità del tema dei professionisti. Vi ricordo che le terapie intensive devono essere gestite da anestesisti, da tutti i staff, di persone intensivisti, tutte persone, tutti i professionisti che a un certo punto hanno un punto di tenuta oltre il quale, oltre un certo numero di letti, non si va. Perché vi dico questo? Perché io lo dico da anni che mancano i medici, ho tentato in tutte le maniere di portare a casa medici che non siano specializzati, sono stato attaccato. Per fortuna che noi ci ritroviamo 500 medici, grazie a una scelta fatta extra coronavirus, per la quale sono in tribunale, vi ricordo, denunciato in tribunale, perché ho voluto assumere 500 medici laureati e abilitati, sono ragazzi che non hanno ancora la scuola di specialità. Serve la specialità, ma in un periodo di emergenza totale come questa, questi medici entreranno anche loro nella squadra per lavorare a tutela della salute dei veneti. Detto questo, oggi vi dico che già presenteremo delle misure, abbiamo le prime misure, adesso il primo pomeriggio parte una lettera sul mio mandato del dottor Mantoan, in cui cerchiamo già di preparare il terreno alla fase più emergenziale. Voi sapete che se le misure di contenimento, ovvero se noi cittadini non riusciamo a rispettare il fatto di restare isolati, di restare in casa, di evitare contatti, eccetera, l'algoritmo che noi abbiamo, che fino ad oggi ha rispecchiato purtroppo la realtà, oggi ci annunciava 102 malati di terapia intensiva, ne abbiamo già 107 e ci dà la chiusura della giornata con oltre 110, vedremo come chiuderemo. Se non rispettiamo tutte queste regole, se le misure di contenimento quindi non danno risultati, è inevitabile che noi dobbiamo prepararci ai picchi sempre più alti. Vi ricordo che abbiamo picchi oltre i quali salta la sostenibilità del sistema, per cui dobbiamo assolutamente chiedere a tutti l'aiuto. Anche qui mi sta contattando una marea di persone, di veneti e venete, di cittadini, sia via mail, via social e anche via telefono in regione, chiedendo il tema delle chiusure ulteriori delle attività produttive. Voglio ricordare ai cittadini, e l'ho detto anche ieri e spero che diate informazione, che questi temi, sia quello delle scuole che delle imprese, non sono temi che possono essere affrontati legalmente dalla regione. Io capisco che tutti vedono un punto di riferimento, però è giusto capire che se tu hai una gamba rotta non puoi andare nel reparto di cardiologia, perché non te la riparano, devi andare nel reparto giusto. Allora, siccome la legge prevede che questi siano provvedimenti nazionali, che si stanno riunendo anche oggi per discutere di questo, si sappia che noi non abbiamo potestà giuridica, ovvero poteri, per decidere oltre quello che c'è scritto nel DPCM. Lo dico perché alle 14 di oggi, quindi tra un'ora, i miei assessori incontreranno le parti sociali assieme al mondo datoriale per discutere anche di questo tema. Molte imprese stanno già chiudendo autonomamente, lo fanno da un lato perché non si possono permettere di avere un contagio all'interno del sistema produttivo, dall'altro lo fanno perché le frontiere, perché ormai Schengen non esiste più, è un'opinione, verrà semplicemente ricordato nei libri di storia. Schengen in questo momento sta sostanzialmente scomparendo perché abbiamo frontiere di fatto rispetto a noi di fatto di diritto chiuse. I 40 km del Brennero ieri sono una dimostrazione che gli italiani non possono più uscire dall'Italia. Ecco, le frontiere chiuse e tutte le misure di contenimento del contagio degli altri paesi europei portano le nostre imprese a non avere più un mercato straniero, quindi dovrebbero vivere solo il mercato domestico. Quindi molte imprese stanno chiudendo, ce ne sono alcune ancora che stanno lavorando. C'è la necessità comunque di mantenere in vita quantomeno la filiera dell'agroalimentare, del biomedicale e farmacologica, perché se chiudessimo quelle siamo spacciati, nel senso che non abbiamo prospettive di vita perché sono vitali per noi. Però questo è un tema squisitamente nazionale. Ovvio è che con i dati, con l'aumento delle curve, questo tema dovrà essere affrontato, penso, nel giro di ore o di qualche giorno, nella peggiore delle ipotesi, però dovrà essere chiarito. Un appello ai cittadini di capire che non dipende da noi la chiusura o l'apertura di imprese.
Quali sono le misure che verranno adottate in via preliminare e di preparazione, diciamo, alla grande onda che speriamo non arrivi mai? Sospensione con effetto immediato di tutta l'attività chirurgica programmata, dopo vi do il testo, programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post-operatoria, ad eccezione ovviamente degli interventi indifferibili in considerazione del quadro clinico dei pazienti e in particolare nell'ambito di chirurgia oncologica, tenendo conto della storia naturale della malattia, dei protocolli integrati con chemio e radioterapia. Vuol dire che si vanno in sala operatoria solo con le urgenze, malati oncologici che sono alla fine del loro percorso chemioterapico o radioterapico e quindi sono pronti per essere operati. Per capirci, la protesi all'anca sostenibile ancora con disagio non la possiamo fare perché occupa un posto di terapia intensiva. Cercheremo ovviamente, se poi quella protesi all'anca diventa invalidante al punto tale che diventa un problema, si opererà, però ai chirurghi diremo di fare solo le urgenze. Avete capito, il tema non è la capacità di operare, ma di occupare il letto di terapia intensiva. Vi ricorderete un giorno che la vera sfida di questa partita sono le terapie intensive, il resto non è un problema. Disporre di personale per la gestione dei posti, per disporre di personale per la gestione dei posti letto aggiuntivi sia di terapia intensiva che di semi-intensiva si richiede di ridurre l'attività chirurgica programmata non urgente nell'ottica di recuperare personale per garantire la gestione dei posti letto attivati secondo il piano regionale per la gestione del Covid-19. Sospensione di tutta l'attività specialistica ambulatoriale delle strutture pubbliche e private accreditate ad eccezione delle prestazioni urgenti e B. Quindi le programmate, i controlli a 6 mesi che dovrebbero, cioè questi no, solo le urgenze e le U e le B come priorità, garantendo sia come prime visite specialistiche che di controllo, comprese le attività riabilitative, l'attività in ambito materno-infantile e oncologico. Ovviamente il materno-infantile e oncologico non ha problemi. Qui cosa diciamo? Si fanno le urgenze, si fanno quelle che sono appena sopra le urgenze, ma sui controlli dobbiamo tirare il freno. Sarà cura di ogni struttura avvertire gli utenti programmati e altre priorità per riprogrammare l'appuntamento al termine dello stato di emergenza. I medici prescrivono le prestazioni con priorità di cui sopra, quindi le U e le B, fermo restando comunque la possibilità di segnalare situazioni cliniche meritevoli di controlli ravvicinati. C'è sempre una finestra garantita alla discrezionalità, perché noi non ci permettiamo di dire al medico fai il notaio, il medico fa il medico, però diamo un'indicazione rispetto a questa emergenza. Misure di mitigazione del rischio presso tutti i servizi, in particolare presso i punti prelievo, quindi anche qui dare la garanzia per i punti prelievo e anche, ricordo, invito tutti ad andare a donare sangue, è sicuro, abbiamo necessità che si doni sangue. Chiusura degli uffici in relazioni col pubblico e tutti gli sportelli di prenotazione con un contestuale potenziamento delle prenotazioni telefoniche, quindi i rapporti diretti negli sportelli vengono tutti soppressi. Le risposte dei referti di laboratorio degli esami strumentali verranno inviate per posta a domicilio dell'utente qualora non sia accessibile il collegamento internet, cioè gli anziani che vogliono le risposte gliele mandiamo per posta, non chiediamo che nessuno si presenti a ritirare referti agli sportelli. L'attività di distribuzione diretta dei farmaci, voi sapete che gli ospedali distribuiscono anche i farmaci, dovrà essere limitata a quelli ad esclusiva distribuzione ospedaliera. Ci sono dei farmaci che può solo distribuire l'ospedale, solo quelli, e quindi si comprime tutto il resto della distribuzione, erogando fino a 3 mesi di terapia dopo la dimissione da ricovero, quindi diamo anche 3 mesi di terapia e quindi non più la settimana e 10 giorni, fino a seguito di visita speciale. Dovrà essere utilizzato il canale delle farmacie territoriali, cioè chiediamo, e qui ringrazio tutte le farmacie territoriali che si portano a casa la distribuzione per conto, si chiama DPC quando trovate scritto distribuzione per conto, cioè loro distribuiscono per noi, al posto degli ospedali utilizzeremo le farmacie per distribuire i farmaci. Le attività relative all'assistenza psichiatrica vanno mantenute inalterate, mentre ogni attività distrettuale rivolta al pubblico va sospesa, eccezione fatta per le urgenze e l'assistenza domiciliare. Nell'ambito dell'attività dei dipartimenti di prevenzione, l'attività dei servizi di igiene
e sanità pubblica da sospendere, è da sospendere interamente, ad eccezione delle prestazioni urgenti e non differibili, quali titolo esemplificativo le attività vaccinali, quindi si continua con le vaccinazioni con carattere di urgenza, quelle previste dal calendario vaccinale pediatrico per la fascia di età 0-6 anni, quelle rivolte alla sorveglianza delle malattie infettive, le attività di screening oncologico di secondo livello, le attività di certificazione medico-legale con carattere di urgenza. Tali disposizioni sono condivise dal Comitato Scientifico nella seduta del 12 marzo, trovano applicazione sino al 15 di aprile. Sostanzialmente, senza diffondere inquietudini ai cittadini, tutto quello che è urgente si fa, gli interventi chirurgici si fanno, ovviamente tutto quello che è, come dicono i medici, in elezione, cioè cose che si possono programmare, si decide, non le si fanno in questo periodo fino al 15 aprile, salvo eccezioni che non ci siano urgenze, ci siano condizioni per le quali c'è necessità di intervenire. Detto questo, noi stiamo lavorando sul fronte delle terapie intensive, abbiamo i nostri 494 posti più altri, insomma ragionevolmente consideriamo di arrivare a 700, stiamo attendendo una prima fornitura, noi abbiamo già comprato macchine per conto nostro finché ci siamo riusciti, dopodiché stiamo attendendo un arrivo di 90 più 12, sono 102 macchine che ho concordato a livello nazionale nella distribuzione nazionale, ne attendiamo almeno altre 100 e più macchine riusciamo a portare a casa, più postazioni riusciamo a garantire. Siamo piazzati anche sulla terapia semi-intensiva, questo lo devo dire, cioè non c'è solo terapia intensiva, c'è anche la semi-intensiva dove applichiamo i famosi CPAP, quindi i caschi con la ventilazione, questo ci permette di dare risposta a centinaia di postazioni. E siamo attrezzati al peggio, vi ricordo che l'algoritmo ci dice che per i posti base di terapia intensiva con questa curva, se i cittadini non stanno a casa, non controllano e non rispettano le regole e se non c'è una flessione della curva, io mi auguro che ci sia, perché comunque per strada gente, al di là ancora del fenomeno del lavoro nelle industrie, di traffico è innegabile, ce n'è di meno, la sera c'è di fatto un coprifuoco totale e i cittadini fanno bene a seguire queste regole. Se questo non accade, noi verso 28-26 marzo, secondo il modello, andiamo all'esaurimento dei posti base di terapia intensiva. A quel punto entrano in campo i 150 accessori e poi speriamo di averne attivati altri. Abbiamo comprato stamattina, ieri, ordinato, che comunque siamo riusciti a trovare un fornitore, altri 100 letti ad alta specializzazione, stiamo portando a casa attrezzature, considerate che noi siamo ritenuti la regione con la più alta dotazione di macchinari, noi investiamo 70 milioni di euro all'anno in macchinari. Ciò non toglie che in queste ore stiamo anche negoziando alcune forniture, io spero ci vadano in porto, con un fornitore americano per ancora trovare mascherine e sembra ancora che ci possano recuperare dei respiratori. Non vi nego che stiamo anche pensando di organizzare, se riusciamo e se non ci intralciano con tutte le patturnie mentali che ci sono in questo paese, un aereo per vedere di riuscire ad andare a comprarci macchine, se sembra che ce ne siano, in Cina sempre rispetto ai respiratori. Se ci riusciamo non saranno macchine ovviamente con il marchio CE, ma quando c'è bisogno di salvare una vita umana verrà qualcun altro a spiegarci cosa salva il marchio CE, cioè, queste sono macchine che vengono utilizzate in tutto il mondo ma che da noi non sono utilizzate perché non hanno il marchio CE. Queste sono scelte che facciamo, le facciamo in emergenza in un paese che comunque eredita culturalmente una filosofia secondo la quale tutto deve avere un bancale di carte per ogni roba che si fa. Capite che siamo in guerra e in guerra alcune modalità le dobbiamo abbandonare. E la macchina sta lavorando, ringrazio tutti quelli che stanno lavorando. Di notizie non ne abbiamo solo di negative, ricordo che abbiamo 100 persone che sono state dimesse. Adesso cercheremo di incentivare ancora di più il fronte tamponi. Abbiamo visto che questo ci sta pagando perché ci permette di isolare i casi positivi che sono asintomatici e vanno in giro purtroppo a fare gli untori inconsapevolmente. Probabilmente qui tra tutti noi abbiamo
stiamo rispettando le distanze, probabilmente qualcuno di noi è positivo, non sa di esserlo. Vi confermo che noi a maggio, se le modalità di gestione delle indicazioni date di stare a casa, di non uscire eccetera non saranno rispettate, 2.140.000 veneti saranno positivi. Sì, abbiamo il 15 aprile, è giusto che l'avevo detto, una trasposizione rispetto, e hai ragione, rispetto all'ingresso delle terapie intensive, ho fatto io confusione. Abbiamo un picco massimo nelle terapie intensive il 5 maggio e il 15 aprile abbiamo già questi 2.140.000 veneti che potenzialmente potrebbero essere positivi. Io non voglio creare inquietudine, ma la stragrande maggioranza di queste persone sarà asintomatica e non lo saprà mai di aver avuto il virus, però andrà sicuramente a infettare qualcuno che non sarà asintomatico e che magari rischia di essere sottoposto a cure intensive in terapia intensiva o peggio ancora perdere la vita. Una cosa Guardate, 2 domande e poi devo tornare sul prego. Sul piano Marshall annunciato dalla sanità, si pensa alla riapertura dell'ospedale di 16 e di Valdo di Adene, il punto sui posti letto in terapia e quel presidio per fare le mascherine interno al Veneto, dove potrebbe essere e quanto potrebbe produrre? Ma guardate, questo non voglio creare aspettative perché pensate solo che se uno gli dai a un cittadino mettiti uno straccio davanti alla bocca devi fartelo autorizzare, perché in questo paese ormai c'è chi pensa che lo straccio chissà in che tintura è andato, l'altro che pensa che forse ha degli acari e quindi poi gli vengono le allergie, un altro che dice che gli verrà la dermatite sui bordi dello straccio. L'Italia ormai è presa in questa maniera, moriremo tutti di politically correct, di ipocrisia e di norme, questa è la fine che faranno gli italiani. Io mi rifiuto di fare questa fine e noi andiamo avanti, non vi posso anticipare nulla, ma se l'operazione va in porto, una soluzione che non è propriamente una mascherina con gli elastici, ma insomma una soluzione da dare ai veneti ce l'abbiamo in attesa che arrivino le mascherine chirurgiche quantomeno. Sugli ospedali vi confermo, in questo momento vi posso solo dire che noi comunque confermiamo la cura dei nostri pazienti all'interno degli ospedali. In questo momento, sia chiaro per chi ci ascolta, non abbiamo in programma padiglioni esterni, campi base, caserme o altre cose. Stiamo facendo un programma perché i nostri clinici ci dicono che finché riusciamo a gestire il paziente in ospedale abbiamo il laboratorio analisi, abbiamo la terapia intensiva, abbiamo gli esperti pneumologi, cioè portare fuori una struttura significa poi avere in questo momento noi non stiamo valutando questo. Non vi posso dire nulla, nel senso che tutte le strutture sono sotto osservazione, ma per ora ci stiamo concentrando sulle nostre strutture, quelle in opera. Vi daremo un piano appena ovviamente siamo in grado di, cioè ce l'abbiamo, però vogliamo anche, come si vuole, asseverarlo con le proiezioni e capire un po' come si farà ad andare avanti. Prego. Se sei d'accordo dare oggi la presidenza ai colleghi della carta stampata che giustamente non possono... Poi devo scappare però. Sì, velocemente. Allora cominciamo con Alda Vanzani. Scusami, carta stampata è qua. No, ecco, scusa se insisto, mi sembra di aver capito che per quanto riguarda la riapertura degli ospedali sono sotto osservazione, ma al momento non ci sono misure imminenti, ho capito bene? Sì, in questo, nel senso che noi abbiamo ben chiaro qual è il patrimonio attivo e inattivo utilizzabile della sanità del Veneto, cioè il nostro patrimonio ospedaliero lo conosciamo. Ovvio è che noi non possiamo neanche creare 100.000 satelliti perché ci vogliono 100.000 staff e team che curino, quindi dobbiamo attivare una programmazione alternativa in questi 2 mesi in maniera tale che si curino i cittadini. A me interessa questo messaggio: chi si ammala ha bisogno di un ospedale, troverà un ospedale aperto. La di Schiavoni è attiva? Sì. Perciò in tutto quanti posti letto per la terapia intensiva riuscite a arrivare? Noi in questa fase riusciamo ad arrivare, se ci arrivano le ultime macchine, a 700. Altre domande poi si aprono. Governatore, posso chiederle però un po' d'ordine su. Allora, uno per volta stava parlando lui, poi parlano i colleghi della carta stampata, poi Finisco soltanto. Per quanto riguarda il protocollo a cui stavi accennando con le precedenze, avrà effetto immediato? Sì. Parte la lettera oggi, quindi i direttori generali si attrezzano, insomma, da lunedì, cercando di non creare scompiglio
e psicosi, però abbiamo necessità di cominciare a pensare che se ci serve un letto di terapia intensiva è meglio farcelo occupare, che so, da un paziente oncologico che è stato operato, ma non magari da una protesi che potevamo rimandare a fra 2 mesi, insomma, con tutto il rispetto per chi ha la protesi da fare, per carità. Siccome stavi dicendo che effettivamente le sale sono vuote, di notte non c'è nessuno, e vi riservate una valutazione degli effetti con che periodo? Cioè, abbiamo ancora mediamente una settimana. Già si dovrebbero vedere i risultati, perché noi abbiamo un R0 di 2.4, vuol dire che una persona infettante ne infetta 2,4 ed ognuna di loro ne infetterà 2,4 e così via. Quindi se l'infetto mi sta a casa e più mi sta a casa, cioè il positivo asintomatico anche mi sta a casa, finisce che non mi raggiunge quei 2,4 che non mi raggiungeranno poi all'ennesima potenza i 2,4, 2,4, 2,4. Capite perché ci vuole l'isolamento? E viceversa non verremo infettati da chi infetta. Questo dipende tutto alla fine dai cittadini. Scusa ragazzi, diciamo è fondamentale che noi ci mettiamo in testa che i cittadini, cioè noi veneti, siamo la prima cura. La macchina della sanità, se non ha la squadra dei veneti che lavorano con l'isolamento e restando a casa, andrà in overbooking, cioè significa che avrà più richieste di letti di quelli che può garantire, e quindi alla fine abbiamo la difficoltà di curare i cittadini. Siccome li vorranno curare bene, e se siamo bravi riusciamo a venirne fuori anche sufficientemente bene, nonostante tutti i decessi che abbiamo già evidenti, allora io direi che è fondamentale che tutti si mettano d'impegno. Allora, la collega Lanzani del Gazzettino, le prime 2 domande interpreto io, erano sugli ospedali riaperti e già risposto. Previsione sulle assunzioni dei medici. Ma noi stiamo andando avanti, nel senso che a proposito, bene questa domanda, stiamo andando avanti, noi abbiamo tutti i bandi aperti, fra l'altro facciamo assunzioni con bandi aperti, quindi non c'è neanche il pericolo che poi si chiuda. Appello lo faccio a tutti quelli, uomini e donne di buona volontà, medici in pensione che vogliono tornare come i riservisti quando ci vedevamo nei film che vengono richiamati, infermieri, OS, chiunque voglia lavorare, tornare anche i pensionati, anche tra gli infermieri, gli OS che vogliono tornare in circuito, si facciano vivi dalla direzione generale dell'ULSS o guardino su internet l'azienda zero, insomma trovino un contatto, il contatto più immediato e vicino, e vengono assunti. Andrebbero chiuse anche le fabbriche secondo lei? E la seconda domanda è: ritiene che l'allegato 1 dell'ultimo DPCM andrebbe rivisto, per esempio togliendo alcuni punti vendita ora aperti, tipo le ferramenti e i detersivi? Che cosa sta da sempre? I detersivi cosa? Detersivi, fermenta, ritiene che alcuni di questi esercizi andrebbero chiusi e poi andrebbero chiusi? Ma guardate, cioè, in linea di principio vanno chiusi tutti i luoghi di aggregazione, poi sulle industrie immagino che abbiano fatto a livello nazionale una valutazione rispetto anche a tutti gli incontri che hanno avuto, ce ne sarà uno anche oggi, a me risulta che oggi ce ne sia uno a livello nazionale con le parti sociali, cercheremo di capire quale sarà la soluzione, cioè in linea di principio, senza star lì sempre a dire Zaia vuol chiudere, Zaia parla di questo, Zaia parla di quell'altro. Scientificamente, se ci chiudessimo tutti in casa per 2 o 3 settimane, il virus alla fine sta lì a menarsi il dito in piazza e non trova nessuno da contagiare e poi se ne va, perché ha bisogno del nostro corpo per vivere, cioè non è che resta in attesa che qualcuno esca di casa. Giacomo Muzzo, Giornale di Vicenza. Poi devo andare. Sì, si stanno sperimentando farmaci, è stata avviata la sperimentazione. Sì, ve lo confermo, noi siamo assieme al Sacco di Milano, allo Spallanzani di Roma, e l'azienda ospedaliera di Padova sta sperimentando questo farmaco che sembra sia innovativo, e incrociamo le dita perché ci sono anche le buone notizie. In una decina di giorni, secondo quello che ci dicono i clinici, dovremmo avere già i primi risultati, perché abbiamo dei pazienti che lo stanno testando. E richieste d'aiuto dalla Lombardia, sono arrivati altri pazienti? Ma guardate, questo ok, noi abbiamo, da quel che mi risulta, abbiamo un paio di pazienti non Covid. Vi ricordo che la Cross, cioè il destinare i pazienti di intensiva da regioni che sono in collasso, cioè che sono in grossa difficoltà come la Lombardia, ad altre, parte da 2 presupposti: non mandarli in regioni che hanno già emergenza, cioè noi e l'Emilia Romagna; 2, non mandare possibilmente pazienti Covid, cioè mandare, che so, infartuati, politraumatizzati,
pazienti che hanno avuto importanti interventi chirurgici. Noi ne abbiamo 2 e mi risulta che su Peschiera ci sia anche qualche migrazione naturale, perché i bresciani sono più vicini a Peschiera, al nostro ospedale, e questo sta nella logica delle cose ed è bene che sia così, insomma. È come se io dicessi a uno di Portogruaro di fermarsi lì, perché poi se magari se Portogruaro dovesse andare a essere strapieno ci sarà qualcuno che attraversa il confine e a qualche chilometro trova la Tisana, per capirci, no? Il collega Tomassini deve dire, sostanzialmente avete già risposto, qual è il picco oltre il quale secondo lei salta la sostenibilità del sistema? Noi pensiamo intanto di non saltare mai e arrivare mai a quel punto, se i cittadini ci danno una mano. 2, ad oggi sulla carta se ci arrivano tutte le macchine 700 terapie intensive. 3, è fondamentale ricordare anche che noi poi abbiamo un carico di terapie semi-intensive che abbiamo molto più strutturato rispetto alle intensive, per cui insomma una mole, un contatto insomma con adesso non voglio dire numeri perché non me li ricordo, ma insomma penso che se 700 sono di intensiva non so 300, 400, 500 non mi ricordo più il numero di semi-intensiva, riusciamo insomma a avere una buona base. Non sarà ovviamente sufficiente se tutti noi andiamo fuori, ce ne infischiamo delle regole e facciamo in modo che il contagio sia più veloce di quello che noi vorremmo che non fosse. Ultima domanda. Le macchine della respirazione che sono macchine... Queste sono macchine, respiratori meccanici, quindi siamo intensiva. Respiratori meccanici, altre 100 ne dovranno arrivare entro quanto? Secondo i dati nazionali dovremmo esserci in una settimana, quindi in teoria io ho un 202 macchine che dovrebbero arrivare, 102 ce l'ho già in arrivo, sono già spedite, 100 le sto attendendo. L'ultimo, oggi giro di vite anche per il trasporto pubblico, i parchi del Veneto sono tutti chiusi e i cimiteri? I cimiteri, guardate, c'è la regola, adesso ne abbiamo discusso anche ieri mattina, sinceramente mi trovate impreparato, però io sono rimasto alla regola della cerimonia funebre solo per parenti veloce in cimitero. C'era un problema, adesso che ricordo, perché io mi faccio tutte le videoconferenze, penso di aver stopprimato dalla mattina, c'era ieri mattina, se non ricordo male, un problema, perché giustamente c'è, che è pratico, perché a volte alcuni defunti hanno mandato in isolamento tutti i familiari, quindi c'è l'impossibilità di fare il funerale con i parenti, quindi anche lì ieri so che c'era anche qualcuno che diceva ma comunque devono essere tumulate queste salme, non possiamo accumulare salme, però c'è anche il tema dei familiari che vorrebbero partecipare alle esequie, ma a volte abbiamo clan interi in isolamento. Non è un problema ancora veneto, però c'è a livello nazionale. Oggi abbiamo sacrificato i colleghi delle TV, velocemente, scusate, vi ho messo in... 2 domande poi vado, ragazzi. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale avete limitato? Avete le ordinanze, le ho firmate stamattina, scusatemi, ve le lascio. La filosofia qual è? Fare in modo di dare più mezzi dove c'è calca, in modo tale che si diluisca l'affollamento in alcuni orari e sopprimere corse che sono perennemente vuote. Oggi di sera non gira più nessuno, per ovvi motivi, no? Il picco, se le precauzioni non funzionano, arriverebbe allora il picco 26-28 marzo? Sì, più o meno sì, Luca. Considera che noi dal 24 andiamo in tensione sulle terapie di base, cioè vuol dire sulle 494 terapie intensive di base. Dopodiché abbiamo un margine di altre 120-130, passatemi i numeri, e poi dobbiamo attrezzare, però ripeto, il tema è che abbiamo questo elemento in più delle frontiere che sono chiuse e quindi noi ci ritroviamo che magari abbiamo degli ordini ma ci vengono bloccati perché abbiamo queste difficoltà. Io se... Ne avevamo pagate quelle mascherine che ci hanno portato via? Il 50% sì. Quella era una fornitura 50, sì vabbè, ma abbiamo colui che ce l'ha venduta e comunque l'intermediatore era anche fra l'altro accreditato il nostro fornitore, quindi adesso ha anche l'imbarazzo di averci dovuto dire che se le siamo comprate in 3 quelle forniture, ma a sua insaputa, cioè, l'antivirale per noi posso... Noi sdoganavamo in Svizzera. Dalla Svizzera? Sì, io vi dico anche di più, siccome io sono un rompiballe,
mi sono fatto mostrare anche le foto del camion quando partiva tutto. Sì, vabbè. Prego? Non è arrivato a Genova questo carico? No, questo no, il carico di Genova ci è arrivato, è un'altra roba, l'abbiamo sdoganata. Questo delle 550.000 era in Svizzera. Io ho visto le foto, il portellone del camion aperto, tutto regolare. Solo chissà quando gli ha fatto vedere le foto. Scusa, governatore, ultima. All'antivirale ha già risposto, quindi la ringrazio. Una comunicazione però per gli anziani, ed è proprio un'allerta della protezione civile, i truffatori che si spacciano. Sì, hai ragione. Non aprite la porta a chi vi viene a dire che vi viene a fare i campioni, punto. Il caso del, scusate, il tampone viene fatto a domicilio per coloro che vengono sottoposti a verifica perché c'è un caso di positività, ma l'anziano sa se è un parente che è un caso di positività, casomai verrà contattato da un parente di guarda che passano mamma, zia, nonno, quello che è, guarda che passa l'ULSS a fare il tampone perché papà o mio fratello o qualcuno che conosci che è venuto anche in casa da te oggi è positivo. Però gente che suona il campanello così dicendo devo fare il tampone, non apritegli e chiamate subito i carabinieri o i vigili o qualcuno perché sono dei truffatori. Annuncio che non è escluso che noi facciamo una campagna di tamponi sulla popolazione, ma perché ci serve un dato, statisticamente un dato pulito, ma non andiamo per le case, cercheremo dei luoghi tipo i supermercati o altre robe, ma li facciamo in maniera ufficiale con tutto ufficiale, ma questa è una roba alla quale stiamo lavorando perché ci serve per i modelli anche un elemento pulito, cioè una popolazione non in isolamento, non che ha avuto contatti noti, in maniera tale che sia una popolazione che in teoria potrebbe essere totalmente esente. Per comparare con il tester, state Come il facendo con gli altri. ma dove per esempio? No, adesso lo facciamo dappertutto. Deve essere il più casuale possibile. Tipo che so, uno entra qui e dice bene, ma voi non siete, noi non siamo una popolazione, una corte rappresentativa asettica, perché comunque abbiamo frequentato luoghi, interviste, eccetera. Potrebbe essere fuori un super... La legge prescrive che sono i sintomatici che possono fare il tampone. Sì, ma se avessimo ascoltato la legge a Vo non avremmo mai fatto i tamponi. Si può... Guarda, cioè, a questo punto di alcune leggi eviterei di parlare. Indicativo di cosa? No, non so, cioè, potrebbe essere che abbiamo un elemento per 1000, 2000, 3000, perché ci serve solo statisticamente, ma quando se accadrà ve lo diremo. Devo salutare. Una nota operativa, tutte le misure che lui ha elencato. Ve le consegniamo? No, gli è fuori comunicato, quindi siete tranquilli. Grazie, buon lavoro, buongiorno. E ricordate sta storia per favore che scuole, aziende, chiusure non dipendono dalla regione, ma non lo dico per come scaricabarile, perché è anche da spiegare un'altra roba, che l'attivazione di ammortizzatori sociali e altre misure economiche devono essere agganciate al decreto del governo, oltretutto, quindi chiudere un'azienda, ammesso non concesso che uno ci riesca a farlo, comunque l'azienda non ha strumenti, diciamo, finanziari economici di aiuto se non c'è un decreto a monte. Grazie. Grazie, e buon lavoro. Ecco, allora è terminata proprio in questo momento il punto stampa del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, doveva essere brevissimo, invece è stato molto lungo con delle informazioni davvero molto importanti fornite dal Governatore su quello che sarà, quello che ieri era stato definito il piano Marshall per la sanità veneta. Ne torniamo a parlare subito dopo la pubblicità. Linea alla regia, quindi restate con noi. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Avete sentito il punto stampa del Governatore Zaia che ha chiarito quelle che sono le misure straordinarie che la Regione sta predisponendo per affrontare la fase emergenziale qualora il picco dell'epidemia, soprattutto se non verranno rispettate dai cittadini le misure di contenimento, dovessero salire oltre quella soglia oltre la quale appunto la sostenibilità del
del sistema sanitario salta, e quindi è un vero e proprio piano Marshall, così come l'aveva definito ieri il governatore, per far fronte a questa situazione. Vi ricordo anche che la Regione del Veneto ha messo a disposizione dei cittadini un conto corrente per le donazioni a favore appunto della Regione, che verranno poi naturalmente destinati a quelle che sono le strutture sanitarie, le strutture ospedaliere del Veneto, appunto, per affrontare l'emergenza. Ecco, lo vedete in sovraimpressione, l'IBAN del conto corrente della Regione Veneto, le donazioni per il coronavirus. La causale dovrà essere sostegno emergenza coronavirus, conto corrente intestato alla Regione del Veneto. Anche questo, insomma, è un contributo importante che ciascuno di noi può dare. Ve lo ricorderemo, insomma, più volte, mettendo in sovraimpressione il numero di conto corrente, affinché chi volesse possa segnarselo e effettuare le proprie donazioni a favore della sanità veneta per affrontare l'emergenza coronavirus. Allora, vedo che è pronta in collegamento da Marghera, dove si è appunto da poco conclusa la conferenza stampa di Luca Zaia, la nostra inviata Ilaria Marchiori. Ilaria, mi senti? Ilaria, ci sei? No, evidentemente. Ilaria? Ilaria? No, Ilaria, se potete avvisarla che siamo in onda. Allora, nel frattempo posso riassumervi? Scusate, non ho capito dalla regia. Allora abbiamo intanto in collegamento telefonico l'assessore l'assessore regionale all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan. Buongiorno assessore, buongiorno, grazie per essere in collegamento telefonico con noi ancora in queste lunghe edizioni straordinarie dei nostri telegiornali, dedicate appunto ad affrontare questa emergenza coronavirus un po' in tutti quelli che sono i vari aspetti. Oggi, proprio per quanto riguarda il lavoro, è una giornata molto importante. È in corso a Roma un incontro tra il Premier e gli industriali, ma anche le parti sociali, per fare il punto della situazione, e sappiamo che sono in corso anche diversi scioperi da parte dei lavoratori nella nostra regione. Dal suo osservatorio, assessore, qual è la situazione al momento? Oggi pomeriggio, appunto, come diceva lei, e vi ringrazio anche di dare sempre tempestiva notizia con questo vostro lavoro, anche per voi straordinario, perché insomma, rimanere sempre collegati è anche un modo per dare ai cittadini che sono a casa e devono restare a casa notizie aggiornate e notizie, permettetemi, questo lo dico tutte le volte che vengo intervistata, notizie che hanno una fonte certa, perché non c'è niente di peggio che rincorrere notizie false sulla rete, che poi rimbalzano di qua e di là e generano confusione e anche alle volte panico. Quindi la cosa migliore è fruire delle notizie da chi è certificato a darle, e quindi la carta stampata, quindi l'aggiornamento più veloce, ovviamente la carta stampata, leggiamo i commenti del giorno dopo, ma voi le televisioni, chi fa informazione in modo professionale, quindi grazie per il lavoro che fate. Per tornare a bomba, alle ore 14, quindi esattamente tra 10 minuti, inizia la videoconferenza, che io faccio da casa, con i datori di lavoro del Veneto e con le parti sindacali. La richiesta mi è arrivata da CISL, UIL e CGL ieri pomeriggio, tempestivamente d'intesa con il Presidente Zaia abbiamo deciso di convocarla oggi alle 2, sarà con me il collega Marcato, anche lui da casa sua ovviamente, i nostri tecnici, e abbiamo coinvolto tutto il mondo del manifatturiero e del terziario, cioè tutti coloro che oggi sono al lavoro, per parlare
di tutte le prescrizioni possibili sulla sicurezza. Allora, la notizia aggiornata di questi momenti, di questi minuti, è che il Premier Conte, dopo che ha incontrato con una riunione analoga a quella che farò io su scala regionale il presidente nazionale delle varie associazioni di categoria e il sindacato, avrebbero deciso di mantenere aperta, ma con delle prescrizioni legate alla sicurezza della persona e quindi del luogo di lavoro più stringenti, quindi andare a lavorare ed avere la mascherina, mantenere le distanze di sicurezza, che sono quelle previste dall'Istituto Superiore di Sanità. È evidente che questo serve non perché ci siano lavoratori di serie A o di serie B. La prima cosa che dobbiamo pensare è di mantenere in vita ciò che è possibile del mondo del lavoro in particolare, perché senza imprese che restano vive non ci saranno posti di lavoro, e non è che con gli ammortizzatori sociali risolviamo la nostra capacità di stare in piedi in Italia e in Veneto. E quindi alle riunioni delle ore 14, con l'aggiornamento del Presidente Conte e di ciò che si sarà stabilito a livello nazionale, noi vedremo la mia proposta è quella di verificare le condizioni per il Veneto, di avere anche degli accordi quadro su cui imprese e lavoratori si intendano. Devo dire una cosa però, che i nostri datori di lavoro sono già all'opera per mettere in sicurezza i propri collaboratori. Ho sentito in questi giorni di aziende che hanno ridotto i turni, che hanno ovviamente gestito le distanze, che hanno fatto in modo che il tema per esempio dei due genitori con i figli a casa fosse tenuto nella massima considerazione, magari vedendo se uno dei due genitori era nella possibilità di rimanere a casa tutto il tempo, perché soprattutto per i bambini piccoli, no? Pensiamo ai bambini più piccoli e quelli che fanno le scuole primarie, poi gli altri un pochino si sanno gestire di più, quelli delle scuole superiori di sicuro non sono un problema. Però certo che c'è anche un tema della conciliazione della vita, e quindi da una parte c'è questa emergenza, prima di tutto la sicurezza della nostra gente, quindi sicuramente il tema di restare a casa per chi non deve indifferibilmente muoversi, deve essere una prescrizione, e quando intendo a casa proprio, non andare in giro per le strade o a frequentarsi nei comuni dove magari non ci vedevamo da un po', casa. La seconda è quella di provare a conciliare tutte le questioni che riguardano le persone che devono andare a lavorare e che hanno dei figli piccoli o delle difficoltà magari con qualche genitore anziano, e su questo, come sapete, e la protezione civile e molti volontari, soprattutto i giovani a cui ho fatto un plauso oggi, si stanno mettendo a disposizione. Terzo è quello di mantenere in vita il nostro sistema imprenditoriale, perché senza posti di lavoro faremo veramente fatica a riprendere. Ecco, volevo anche leggerle un'ANSA che è uscita proprio in questo momento relativamente all'incontro che c'è stato questa mattina in videoconferenza, anche questo con sindacati industriali e il Premier Conte, il quale ha detto: dobbiamo essere tutti consapevoli che tutti coloro che stanno lavorando in questi giorni, operai, tecnici, quadri, non espletano semplici prestazioni lavorative secondo lo schema di scambio lavoro retribuzione. In questo momento questo loro grande sforzo assume un particolare significato, un atto di grande responsabilità verso l'intera comunità nazionale, perché insomma è importante anche ricordare che molti lavorano perché il loro lavoro fa sì che i cittadini possano offrire dei servizi che sono indispensabili per tutti noi, per le nostre comunità. Per tutti noi, il panettiere che fa il pane e la signora che lo vende, chi deve fare i dispositivi medici, chi nelle fabbriche sta lavorando per fare i contenitori di plastica e quindi gli stampi legati a questo. Ma solo per citarne alcuni che sono indifferibili, la catena dell'agroalimentare, al di là del fatto che noi siamo abituati e abbiamo tenuto la catena dell'agroalimentare evidentemente aperta, siamo abituati ad avere tutto e subito e facile, ma c'è un mondo che continua a lavorare, le bestie negli allevamenti continuano a dover essere alimentate e accudite, la catena del latte, della trasformazione del latte deve essere fatta salva, altrimenti butti tutto e ti manca l'elemento finale che sarà quello per l'alimentazione. Solo per citarne alcuni,
ma potremo andare ad elencarne tanti. Allora serve mettere in ordine le priorità, serve anche molto buon senso, serve anche un senso di responsabilità, mi sono anche piaciute le parole del Presidente Conte in questo caso, senso di responsabilità tra lavoratori, associazioni dei lavoratori, imprenditori, associazioni di imprenditori, e tutti noi cittadini che possiamo in questo momento essere esclusi da questa catena, di essere a sostegno del nostro mondo, soprattutto sanitario, rimanendo a casa. Ecco, Assessore, lei che cosa ne pensa dell'ipotesi, pure che molti imprenditori e lavoratori anche del nostro territorio stanno chiedendo, di una serrata totale di tutte le attività produttive, fatto salvo ovviamente quelle indispensabili che non possono ovviamente chiudere? Se il Servizio Sanitario Nazionale mi dice che non è necessario, per me non è necessario. Io voglio sentire la parte dell'Istituto Superiore di Sanità che oggi mi dice è importante mantenere la distanza di sicurezza, è importante avere norme di igiene, è importante cambiare le nostre abitudini, i nostri comportamenti. Se il Servizio Sanitario, se l'Istituto Superiore di Sanità dice questo, per me questo deve essere. Ecco, un'altra... Io adesso vi devo lasciare perché devo andare in diretta con la mia riunione, vedete che sono le ore 13:55. Sì, siamo in diretta, siamo tutti in diretta, Assessore. La ringrazio, esatto. La ringrazio per la disponibilità. Ci sentiamo dopo la riunione volentieri. Sicuramente, buon lavoro, grazie. Buon lavoro a lei, grazie Assessore. Ecco, allora l'avete sentito, perché quella di oggi appunto è una giornata importante anche sul fronte del lavoro, perché sono moltissime le preoccupazioni dei lavoratori sul fronte sanitario, appunto proprio perché vengono richieste dai sindacati tutti quelli che sono i dispositivi di protezione individuale per le persone che sono costrette ovviamente a lavorare nonostante i divieti, proprio perché il loro lavoro è indispensabile per la comunità, e quindi insomma vedremo come andrà a finire questa lunga giornata di confronto sul tema del lavoro. Peraltro proprio poco fa il Premier Conte ha detto che con la protezione civile stiamo compiendo sforzi straordinari per essere nella condizione già nei prossimi giorni di distribuire gratuitamente a tutti i lavoratori dispositivi di protezione individuale, quindi l'ha detto proprio poco fa nel corso della videoconferenza con le parti sociali. Allora vedo che adesso è pronta per il collegamento dalla protezione civile, dall'unità di crisi della protezione civile, la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno. Allora abbiamo sentito dalle parole del Presidente Zaia questo piano Marshall della sanità che prevede veramente delle misure estremamente importanti ed impattanti sulla sanità regionale. Sì, esattamente come hai detto tu, Marta. Innanzitutto buongiorno allo studio a tutti i telespettatori. Queste sono proprio le prime misure che lui ha annunciato per preparare il terreno alla fase emergenziale, qualora si arrivasse a toccare il picco di cui si è parlato, ovvero quello dei 2 milioni di veneti che potrebbero essere colpiti, specificando però qualora i veneti e i cittadini insomma non rispettassero le regole che sono state date, dunque quelle di rimanere a casa. Più persone restano a casa, dunque fondamentalmente chi non deve lavorare, non ha delle urgenze, meglio sarà e si potrà sperare di evitare di raggiungere questo picco, ma qualora succedesse sono state presentate queste prime misure proprio per arrivare, cioè per non farsi trovare impreparati. Alcune di queste non ve le dirò tutte perché sono parecchie, vi dirò le principali. La prima, la sospensione con effetto immediato dell'attività chirurgica programmata che richiede l'eventuale utilizzo della terapia intensiva, perché il tema è proprio quello della disponibilità della terapia intensiva, ribadito più e più volte il Presidente, naturalmente esclusi quegli interventi per i malati oncologici che abbiano terminato il percorso di radiochemioterapia.
ancora la sospensione dell'attività specialistica ambulatoriale programmata, ad esclusione appunto dei settori materno-infantile e ancora una volta oncologico. Misure anche per quanto riguarda i punti prelievi e proprio parlando di questo ha ribadito ancora una volta, ha lanciato un altro appello, come aveva fatto proprio nella conferenza di ieri, ai donatori di sangue: non abbiate timore, continuate a donare perché i controlli ci sono, a maggior ragione sappiamo, perché abbiamo parlato anche con Avis, che i donatori vengono controllati in tutto e per tutto, quindi l'appello è ai donatori di non tirarsi indietro proprio in questo momento in cui c'è bisogno anche di loro. Ancora ha fatto sapere che i referti verranno spediti via posta in modo che chi non sappia utilizzare internet non debba recarsi agli sportelli, e ancora i farmaci ospedalieri che verranno distribuiti, dunque proprio per inglobare anche a 3 mesi, dunque per avere, diciamo, la cosiddetta scorta. Ancora ha fatto presente il governatore che c'è anche la terapia semi-intensiva con i caschi di ventilazione, quindi per chi non dovesse proprio necessitare della vera e propria terapia intensiva siamo dotati anche della semi, ma ha ribadito che se non ci sarà questa flessione della curva si andrà appunto verso l'esaurimento della terapia intensiva. Si prevede potrebbe essere verso fine marzo 27-28, a questo punto potrebbe essere necessaria poi anche la semi e via via. L'appello è nuovamente ai cittadini di restare in casa, soprattutto almeno cercare di farlo il più possibile, uscire il meno possibile, dunque cercare di concentrare anche la spesa, dunque di farla a questo punto settimanalmente, invece che uscire magari tutti i giorni, proprio per evitare che ci possa essere la diffusione del virus. Ha anche detto che potremmo avere un aggiornamento più preciso entro circa una settimana, perché queste giornate, insomma, da questo fine settimana poi alle prossime giornate si avranno dei numeri ancora più precisi, e il comportamento dei veneti che seguiranno meno le regole sarà determinante. Questo bisogna ribadirlo continuamente, perché sta proprio tutto alla cittadinanza. Non diffondere il virus spetta in primis a noi, a tutti noi, a tutti i veneti che non devono uscire di casa, e quindi evitare il più possibile la diffusione del virus e quindi i contagi. Grazie, allora grazie Ilaria per questo prezioso collegamento, torneremo naturalmente ad aggiornarci nel corso della giornata. Grazie e buon lavoro. E a proposito delle raccomandazioni da parte ormai di tutti di rimanere a casa, facciamo anche un sorriso. Volevo farvi vedere il disegno che ci è arrivato proprio in questi minuti, se la regia lo può mandare in onda. Ecco qui, è di un bimbo che ci sta seguendo da casa e ci ha mandato questo disegno. Ha seguito la diretta, il discorso del presidente Zaia, e appunto ha realizzato questo disegno e ce l'ha mandato. Grazie allora al piccolo Andrea, e mi raccomando appunto seguiamo questo consiglio, restate a casa. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in onda in questa lunga diretta dedicata, come oramai da ogni giorno, da quando è scoppiata questa maledetta epidemia, per aggiornarvi appunto sull'andamento dei contagi. Abbiamo sentito gli ultimi numeri, siamo a quota 1595 persone contagiate, persone positive quindi al coronavirus in Veneto, più 137 rispetto a ieri, ma come hanno sottolineato gli esperti e come ha sottolineato poco fa il governatore Zaia, ovviamente il numero delle persone presumibilmente che sono entrate in contatto con il virus e che quindi sono positive è molto più elevato, visto che molti sono gli asintomatici. Dicevamo 137 casi in più rispetto a ieri, 366 sono
sono i ricoverati, 9 in area, 9 in più rispetto a ieri in area non critica, mentre 107 sono i ricoverati in terapia intensiva, più 6 rispetto a ieri, e appunto, come dicevamo prima, abbiamo anche altri 2 decessi nella nostra regione, entrambi a Treviso, entrambi sono anziani con pluripatologie, ricoverati appunto all'ospedale Cafoncello di Treviso. Ora abbiamo in collegamento al telefono da Pellestrina il nostro Lorenzo Maier, che ci dovrebbe aggiornare con una notizia, non so quale sia. Sentiamo Lorenzo, buongiorno, che novità ci sono? Sì, buongiorno Marta. Diamo anche una notizia positiva ed incoraggiante ai nostri telespettatori, ovvero sia ricorderete sabato scorso che abbiamo parlato del prima contagiata anche a Pellestrina, un'anziana che era stata visitata dal medico di base e dal SUEM e poi è stata ricoverata in ospedale appunto positiva al Covid-19. Bene, questa persona 92enne sta meglio, è uscita dalla terapia intensiva e si trova ora sempre ricoverata sotto stretta osservazione nel reparto di geriatria, però con tutte le cautele del caso, vista l'età, vista la patologia del Covid-19, i medici e i fonti sanitarie dicono che la sua situazione è incoraggiante, in costante miglioramento e quindi è fuori pericolo, tanto appunto da essere stata trasferita sempre in ambito ospedaliero, ma dalla rianimazione nel reparto di geriatria. Quindi una notizia positiva, diciamo, per una 92enne che, pensate un po', ha chiesto ai medici di essere messi in contatto con i familiari per poter tornare a casa il prima possibile. Quindi la persona è lucida, è vigile, risponde, e quindi è incoraggiante e positivo anche questo episodio che l'abbiamo voluto raccontare. Certo, perché ci sono anche, insomma, le persone che guariscono di coronavirus. Abbiamo sentito prima dalle parole del dottor Cinquetti, responsabile del servizio sanità e igiene pubblica dell'ULSS 2 di Venezia, il caso di un 49enne trevigiano che era stato ricoverato all'ospedale, era in gravi condizioni dopo 2 settimane e mezzo di ricovero nei quali, insomma, si è temuto seriamente per la sua salute. Finalmente è riuscito a vincere questa battaglia contro il coronavirus ed è stato dimesso, quindi insomma ci sono anche casi fortunatamente. Sì, poi questa storia probabilmente ci insegna 2 cose che sono state dette più volte anche dal governatore e che ripetiamo costantemente in questi giorni di diretta. Il primo è l'invito a stare a casa, e effettivamente le misure di prevenzione che sono state messe in atto dai sanitari anche a Pellestrina per evitare il contagio. Ricordiamoci che era una situazione molto delicata, perché Pellestrina è un territorio molto ristretto con 3.500 abitanti, per cui c'era il concreto rischio che si potesse propagare il contagio, mentre le misure di isolamento messe in atto fin da subito con misure molto restrittive, molto importanti, hanno permesso per il momento, incrociamo le dita, che questo focolaio non si sia propagato ulteriormente. La seconda cosa, poi, il secondo aspetto è anche la qualità e la bravura dei nostri medici che riescono a operare in maniera molto efficace, tanto che insomma una persona di 92 anni sta uscendo brillantemente da questa patologia, per cui è incoraggiante per tutti nel rispetto e un elogio ai medici che comunque stanno operando. Certo, allora grazie Lorenzo, perché abbiamo bisogno anche di notizie positive in questa situazione sicuramente drammatica per il nostro Paese, e tra le tante iniziative positive di solidarietà che si stanno registrando in questi giorni c'è quella del caso dei giovani del coordinamento Generazione 90 che proprio a Venezia vanno in questi giorni a fare la spesa per gli anziani che non possono muoversi e gliela portano gratuitamente a casa. Vediamo.
Associazioni di categoria già operative per consegnare la spesa a domicilio agli anziani. Queste iniziative verranno attuate grazie ad Ascom e all'Associazione dei commercianti di Camin. Le associazioni, spiega il Comune di Padova, hanno risposto all'appello lanciato qualche giorno fa dall'assessore al commercio Antonio Bresse insieme all'assessore al sociale Marta Nalin. Molte attività commerciali di Padova hanno così già consegnato gratuitamente in queste ore alimenti e beni di prima necessità a domicilio. I negozi, dice Bresse, si rendono utili senza essere costretti a chiudere ed evitiamo però gli spostamenti e i contatti tra le persone. Ascom Padova e Confcommercio Imprese hanno individuato già 6 panifici, 6 alimentari e 2 macellerie che realizzeranno il servizio per i soggetti più fragili. L'associazione Camin, attività dei commercianti di Camin, per prima è partita anche con il servizio a 1 metro da te che prevede la consegna a domicilio della spesa ma anche di altri beni da parte di molti commercianti del quartiere. A novembre si sono fatti conoscere e apprezzare come gli angeli dell'Acqua Alta. I giovani di generazione 90 tornano a proteggere la città mettendo a disposizione braccia, gambe e un sorriso per consegnare gratuitamente la spesa a domicilio agli anziani che non possono muoversi di casa per evitare il rischio contagio dal coronavirus. Abbiamo iniziato più o meno domenica. Venezia si svegliava in una situazione molto complicata, dalla sera alla mattina si trovava in zona rossa e nessuno sapeva bene cosa fare, come muoversi e come comportarsi. Noi abbiamo fatto l'unica cosa che tendenzialmente di solito ci viene abbastanza bene, cioè quella di metterci al servizio di chi ne ha più bisogno. E così abbiamo iniziato. Grazie alla chiamata tantissimi volontari si sono messi a disposizione, adesso ne contiamo circa una quarantina e copriamo tutto il territorio della città di Venezia, comprese Lido, Murano e Giudecca. Si è così creata una bella rete di solidarietà che opera però con criteri molto rigorosi. Seguendo tutte le regole e le norme messe a disposizione dall'OMS e dal Ministero della Salute, perché prima di tutto ci interessa salvaguardare la salute dei nostri volontari, che agiscono, e lo ripetiamo sempre, gratuitamente, ma sia soprattutto delle persone che andiamo ad aiutare, perché spesso sono anziani in difficoltà. Quello che ci viene meglio sicuramente è fare un lavoro di vicinato, di vicinanza. Cerchiamo di mandare persone che vivono già vicino alle persone che vanno ad aiutare, proprio per evitare di girare troppo per la città. Infine un incoraggiamento che fa bene al cuore di tutti noi. Se avete qualsiasi domanda, qualsiasi informazione, trovate tutto quanto sulla nostra pagina Facebook, Generazione 90, ci sono 2 numeri da chiamare, uno per prenotare le spese, uno invece se avete delle domande, delle curiosità. Non ci resta altro da dirvi che andrà tutto bene e ne siamo sicuri e insieme ne usciremo. Ecco, quindi in questo momento così difficile e drammatico per il nostro Paese ci sono anche tante persone del volontariato che si stanno rimboccando le maniche per dare una mano a tutti coloro che in questo momento si trovano in difficoltà, come appunto ad esempio gli anziani che non possono uscire di casa. Intanto saluto Mauro Visentin che ci ha raggiunto qui in studio, segretario della CGIL di Treviso. Buongiorno. Grazie per essere qui con noi per fare appunto il punto, perdonate il gioco di parole, in questa giornata che si preannuncia molto importante, cruciale direi, per quanto riguarda le tematiche del lavoro. L'abbiamo sentito prima anche dalle parole dell'assessore regionale al lavoro e all'istruzione Elena Donazzan che appunto ci ha lasciati proprio per andare a questa videoconferenza, questo incontro in videoconferenza che c'è oggi pomeriggio per fare il punto sul lavoro, le misure di sicurezza, soprattutto le misure di sostegno al reddito in qualche modo dei lavoratori che in questo momento sono fermi. Visentin, com'è la situazione? Quali sono le richieste del sindacato in questo momento? La situazione ovviamente è una situazione abbastanza inedita e preoccupante. Nel senso che abbiamo ovviamente tutta una serie di richieste da parte delle aziende che si sono fermate, quelle per decreto chiaramente, e di interventi di utilizzo degli ammortizzatori sociali, e queste sono centinaia e sono, come dire, realtà importanti, sono migliaia di lavoratori della provincia. E assieme a queste abbiamo anche un'altra situazione che è quella delle aziende, quelle più grosse, le aziende industriali,
dove anche qua la preoccupazione c'è, nel senso che si sta lavorando in alcuni casi anche gomito a gomito e chiaramente noi chiediamo e abbiamo chiesto di intervenire e di perlomeno mettere in sicurezza i luoghi di lavoro laddove è possibile, laddove non è possibile noi chiediamo che ci si fermi, perché è chiaro che vale di più la salute piuttosto che il fatturato in questa fase. Certamente in questo momento, peraltro ricordiamo che ci sono proprio oggi alcuni lavoratori, per esempio l'Electrolux, per esempio la IRCA del nostro territorio, che sono in sciopero. Sì, ci sono realtà dove dopo aver chiesto alle aziende degli interventi proprio per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro, per mettere in sicurezza le persone, che ricordo sono persone che non rimangono dentro in azienda, dopo alla fine vanno a casa e hanno familiari, hanno come dire, altre relazioni seppur strette e limitate in questo caso, e dopo aver chiesto degli interventi che possano soddisfare e mettere soprattutto tranquille le persone, perché uno dei problemi che oggi noi abbiamo è quello di infondere anche sicurezza rispetto a una situazione inedita e pericolosa di per sé. È chiaro che se non c'è questa possibilità di mettere in sicurezza i luoghi di lavoro non si può lavorare. Questa è la logica che noi proviamo a far passare anche laddove si minimizza o non si tiene in conto effettivamente che queste realtà siano delle realtà che possano colpire i propri luoghi di lavoro. Ricordo che nel momento in cui, qualora si trovasse un lavoratore positivo all'interno di un'azienda, bisogna almeno chiudere il reparto dove questo sta lavorando, generando ovviamente delle ricadute di difficoltà e oltre che organizzativa anche di difficoltà di relazione con gli altri, perché dopo bisogna capire con chi è stato a contatto, capire se ha contagiato altre persone, eccetera, eccetera. Per cui credo sia il minimo che vada fatto è quello di verificare assieme ai preposti per la sicurezza, assieme ai delegati per la sicurezza, se i luoghi di lavoro sono a norma rispetto alle normative previste dal DCPM. Quindi in questo caso si intende distanze di sicurezza tra i lavoratori, si intende dispositivi di protezione individuale, esatto. Cioè le famose mascherine che purtroppo, l'abbiamo sentito più volte anche dal governatore Zaia proprio poco fa, sono introvabili e ce ne sarebbe un estremo bisogno anche per il personale sanitario, per chi vive questo dramma quotidianamente. Dopodiché io credo che sia utile mettere a disposizione i dispositivi, quelli per la protezione, prima a chi non può fermarsi dal lavoro, e in questo caso i sanitari, in questo caso le forze dell'ordine, in questo caso, come dire, le parti del paese che in qualche maniera devono garantire una continuità. Dopodiché se ce ne sono ancora dispositivi, allora li possiamo utilizzare anche per gli altri lavoratori, se no questi lavoratori si fermano e stanno in sicurezza a casa, come si sta dicendo un po' in tutti quanti i consessi, perché basta accendere la televisione o basta accendere la radio o aprire il giornale, l'invito è state a casa. Perché? Perché c'è un pericolo. Allora se il pericolo è quando esco e vado in piazza a comprare il pane o a prendere il giornale, il pericolo è anche nel posto di lavoro. I posti di lavoro non sono immuni dai virus, purtroppo anche là si può ammalarsi. Ecco, una domanda le faccio, Visentin, in relazione anche a molte segnalazioni che ci sono arrivate dai nostri telespettatori relativamente per esempio ai punti vendita di generi alimentari, in particolare i supermercati, no? Perché le persone comunque escono di casa per andare a fare la spesa, ormai si vedono anche molti con la mascherina, con i guanti, ovviamente distanziati, con i carrelli eccetera, però non tutti gli esercizi commerciali effettivamente si sono attrezzati in questo senso. Abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni, parecchie email di supermercati dove per esempio le cassiere piuttosto che chi serve i prodotti freschi al banco magari non ha la mascherina.
esponendo quindi se stesso e anche i clienti ad un eventuale contagio. Allora, io non sono né un avvocato né un giudice, faccio il sindacalista, però credo che questo sia un reato. Credo che questo si configuri in un reato, perché utilizzare determinati, o meglio, stare in determinati luoghi di lavoro senza avere le misure di sicurezza per sé, per gli altri, in questo caso i colleghi, ma anche i clienti, credo questo sia un reato e le segnalazioni devono essere fatte e chi di dovere deve intervenire. Non ci sono mezze misure in questa fase, perché sennò il rischio è quello che ci portiamo avanti il contagio ancora per settimane e per mesi e allora sì, dopo avremo un problema anche economico più pesante di quello che probabilmente avremo rispetto a una situazione che non si è voluta magari prendere in maniera seria come deve essere presa, come è stato fatto in qualche altra realtà. Penso Voi Euganeo, ad esempio, per parlare qua delle zone nostre, ma anche in Lombardia, quando si è fermato tutto, tranne ovviamente i servizi essenziali, e ci sono stati dei risultati, si sono avuti dei risultati. E perché se siamo come tutti ha fatto la Cina in maniera come ha fatto la Cina in maniera drastica, perché a volte serve anche prendere delle misure coraggiose. La Cina ha fermato tutto. La Cina in quella zona ha fermato tutto. Ha fermato tutto. Sentivo proprio questa mattina un'intervista alla radio che mi ha molto colpito di un imprenditore italiano che lavora a Wuhan, è un manager, e diceva che appunto nella zona di Wuhan è ancora tutto chiuso, ma nella provincia dell'Hubei qualcosina ha cominciato a riaprire, qualche fabbrica, sì. Ma i lavoratori, gli operai che lavorano in quella fabbrica sono potuti rientrare al lavoro, ma sono potuti rientrare al lavoro e non possono più uscire, cioè devono dormire in fabbrica, devono fare il proprio turno di lavoro e dopo hanno una stanza, qualcosa. Quindi giusto per capire la misura, ovviamente è un regime esatto, sacrificare, come ben dire, diverso dal nostro democratico, quello libertà, che c'è in Cina, esatto. Ci mancherebbe sacrificare altro. La libertà al mercato, io penso che abbiamo già dato abbastanza al mercato di per sé stesso e molto probabilmente, come dire, sarebbe utile adesso pensare a qualche altra modalità. Come possano interpretare la pericolosità in un certo. paese che l'ha vissuto sulla propria pelle drammaticamente come la Cina, la pericolosità di queste situazioni, insomma, anche sul luogo di lavoro. Effettivamente sì, cioè, è una cosa che va presa sul serio e in maniera molto seria bisogna combatterla in modo tale da poterla sconfiggere. Se si è titubanti, molto probabilmente saremmo sconfitti, se non con una vittoria fra moltissimo tempo. Pertanto credo non sia utile a nessuno non essere determinati nelle scelte adesso. Sicuramente, ed è questa un po' anche come dire, la richiesta che viene da tutte le parti sociali. Mi pare, peraltro vedo un aggiornamento proprio appena uscito ora relativamente all'incontro a Roma, alla videoconferenza tra il Premier Conte, il governo, i sindacati e gli industriali, la conferenza che a quanto si apprende è stata aggiornata appunto al pomeriggio. Nel frattempo si lavorerà alla redazione di un protocollo di sicurezza ad hoc per i lavoratori che dovrebbe avere il via libera in occasione del nuovo video, appunto video incontro che è previsto più tardi. Quindi il governo sta lavorando proprio ad un piano di sicurezza per la sicurezza dei lavoratori che comunque insomma in questo periodo difficile stanno continuando a lavorare. E peraltro il Premier ha anche detto proprio che tanti lavoratori, proprio quelli che lei citava prima, come medici, infermieri, che sono in prima linea in questo momento e stanno compiendo sforzi straordinari, le forze dell'ordine, le forze armate, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, in questo momento sono le colonne portanti su cui si regge l'intero paese. Quindi giustamente, se ci sono dei dispositivi di protezione individuale, abbiamo visto che sono introvabili, quei pochi è giusto che vadano a queste persone. Esatto. Sì, ma è una cosa, io direi, normale in un paese dove si prova a capire quali sono le priorità.
Ripeto, per quanto ci riguarda come parti sociali e ovviamente perché rappresentiamo una categoria che è quella che in qualche maniera subisce le scelte della controparte nell'organizzazione del lavoro, per quanto ci riguarda noi pensiamo che prima che la priorità vada alla sicurezza e alla messa in sicurezza non soltanto del luogo di lavoro ma anche della società più in genere. Dopodiché si fanno le altre scelte. Se qualcuno pensa che sia più importante il fatturato, a questo punto lo dica e ci chiariamo subito, perché lo deve dire di fronte a tutti gli italiani però, che è più importante il portafoglio della salute. Qualcuno, lei a chi si riferisce nello specifico? Ma io non ho in mente nessuno di specifico, però ho diverse segnalazioni di dove si sta minimizzando, perché i lavoratori non fanno sciopero così a caso o perché gli piace far sciopero, non possono neanche andare al mare, neanche andare al bar, devono andare a casa e perdono anche lo stipendio. Per cui se loro ritengono che ci sono delle situazioni di pericolo, le situazioni di pericolo vanno affrontate, vanno messi in sicurezza i posti di lavoro, dove si può. Ecco, e quindi questa è tutta la questione sicurezza. Altra partita invece è quella degli ammortizzatori sociali, che è sicuramente molto sentita e molto importante. Ho visto nel monitor, fatemi sapere dalla regia, il collega Guido Barbato. Sì, allora ne parliamo tra un attimo. Sentiamo quindi, colleghiamoci quindi con Guido Barbato da Padova, che peraltro credo stesse seguendo proprio un incontro che c'è stato questa mattina alla sede della CGIL di Padova su queste tematiche. Guido, ci sei? Sì, buongiorno a tutti da Padova. Stiamo seguendo questo incontro anche se a porte rigorosamente chiuse, che è in corso da poco prima di mezzogiorno presso la Camera del Lavoro Provinciale della CGIL di Padova in via Longhin. È un incontro al quale sono stati convocati tutti i segretari provinciali di tutti i settori lavorativi, dei rami lavorativi ovviamente che fanno parte della CGIL. Penso che l'argomento all'ordine del giorno sia questo momento di tensione, di confronto abbastanza serrato che c'è stato soprattutto nel pomeriggio di ieri anche con Confindustria Veneto, per esempio, sulla necessità o meno di chiudere gli stabilimenti, soprattutto quelli grossi, e qui nel Padovano insomma non mancano, in particolare nel settore metalmeccanico e meccanico. Sarebbero una trentina ad oggi i lavoratori delle grandi imprese padovane positivi al coronavirus o tenuti in quarantena preventiva per evitare la diffusione appunto del contagio. Proprio partendo da questo dato ci sono aziende che hanno deciso di retribuirli nonostante siano appunto in quarantena e aziende che hanno organizzato per esempio i turni in mensa per i lavoratori invece in servizio fino a 4 turni, di modo che non avere un numero particolarmente alto di persone sedute a tavola, come diciamo per seguire quello che è stato il dettato di tutti i locali che somministrano cibi e bevande, e le aziende che sostengono di avere adottato tutti i dispositivi previsti per affrontare diciamo, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e le rappresentanze sindacali, aziendali o unitarie che su questo magari esprimono diciamo dei dubbi. La riunione, come vi dicevo, è ininterrottamente in corso da prima di mezzogiorno e crediamo andrà avanti ancora per un po'. Noi siamo in stretto contatto insomma, con i vertici della CGIL padovana per sentire in particolare dal segretario provinciale Aldo Marturano che cosa si è deciso in questa riunione, anche se loro stessi immagino abbiano ricevano le notizie che arrivano dal governo, la richiesta del Premier di responsabilità in questo momento. Quindi sarà interessante sapere come il mondo del lavoro padovano intenda affrontare le prossime ore davanti a questo rallentamento della produzione, perché effettivamente vengono segnalati anche rallentamenti negli ordini e negli approvvigionamenti
e vedere appunto cosa fare in vista delle prossime giornate lavorative che verranno avanti già insomma da domani, direi. Ecco Guido, non dimentichiamo peraltro che c'è anche la chiusura di alcuni confini con il nostro paese, quindi è ovvio che anche il discorso di approvvigionamento delle materie prime piuttosto che di componenti particolari per determinate aziende in questo momento sia in crisi. Guido, mi senti? No, evidentemente non mi sente, deve Dicevo esserci... più Marta. Mi senti Guido? No, è caduta la linea. No, è caduta la linea. Allora, grazie. Allora ringraziamo comunque il collega Guido Barbato. Nel caso si riuscisse a ripristinare il collegamento fatemi sapere. Ha sentito Visentini, insomma sono molti i problemi in questo momento anche su questo fronte. Certo, il fronte degli approvvigionamenti, il fronte degli scambi con gli altri paesi, tra l'altro il nostro è un territorio che in questo periodo ha vissuto con l'export e pertanto il problema potrebbe essere un problema che si presenterà nelle prossime settimane, perché le aziende magari in questi ultimi periodi avevano ancora qualcosa in magazzino e pertanto avevano la possibilità di produrre, ma c'è appunto questo tipo di problematica che si va a sommare a tutto il resto. Noi, dicevamo prima, abbiamo iniziato a ragionare con molte aziende soprattutto sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali, proprio perché ci sono anche quei datori di lavoro che proprio in vista di una situazione particolare hanno scelto e hanno deciso di fermare il lavoro o di ridurlo al minimo possibile, mettendo in molti casi la gente dove è possibile in lavoro da casa, con il telelavoro, lo smart working come viene chiamato adesso, e in alcuni casi attivando ovviamente gli ammortizzatori sociali che già ci sono, perché gli ammortizzatori sociali sono uno strumento che è già presente. È ovvio che da dopo il Job Act gli ammortizzatori sociali hanno ricevuto una forte limitazione nell'utilizzo sia nella tempistica che anche nella durata. È chiaro che in questa fase la discussione da fare con il governo è quello di aprire ai limiti che ad oggi insistono nell'utilizzo degli ammortizzatori sociali per metterli a disposizione un po' di tutti e di tutti parlo di chi ne può beneficiare in maniera legittima perché è anche un contribuente, perché la cassa integrazione viene pagata dai lavoratori, c'è un fondo, quella ordinaria, quella ordinaria e anche quella straordinaria viene pagata dai lavoratori, per cui ogni lavoratore versa una quota per appunto attingere in quel momento alla cassa integrazione. Ci sono, soprattutto i lavoratori dell'industria, della piccola industria, ci sono realtà dove questa trattenuta non viene fatta, non viene versata né dai lavoratori né neanche dalle aziende. In quel caso si è arrivati con l'utilizzo della cassa in deroga o con il FIS, che è il fondo di integrazione salariale, o altre forme per gli artigiani, le FSBA, eccetera. Sono sigle tecniche che sostanzialmente prevedono l'utilizzo di fondi particolari. Ecco, le faccio anche un'altra domanda a questo proposito, perché abbiamo ricevuto tantissime telefonate in redazione, tantissime richieste di chiarimenti anche da parte di autonomi. So che voi con la CGIL anche adesso avete un settore insomma dedicato a seguire anche questo. Molto spesso si tratta di giovani, di partite IVA, certo. Quindi di persone che
che si trovano già insomma, in delle condizioni reddituali spesso non proprio come dire, ottimali, certo. con un sacco di spese a proprio carico e che ovviamente in questo momento, come la maggior parte degli altri lavoratori, sono fermi o sono costretti a rimanere fermi e vedono quindi venir meno completamente qualsiasi fonte di reddito, a fronte di scadenze invece che rimangono sul piatto da onorare. Esatto. Anche qua io penso che il governo stia in questi giorni pensando allo spostamento di scadenze eccetera, però è bene che magari un decreto magari notturno, ormai siamo abituati a vederli alla sera tardi i decreti, venga emanato proprio per lo spostamento di questo tipo di scadenze. È chiaro che ci sono molte realtà che hanno questo tipo di difficoltà e anche là va trovata una soluzione, anche là ci devono essere, come dire, una sorta di impegni economici da parte del governo che metta a disposizione delle risorse per far fronte a questi periodi dove ovviamente non si sta lavorando. È anche vero che se non lo si fa il rischio è che, parlo anche del piccolo artigiano, non parlo solo della partita IVA singola, che come dire, il lavoratore percepisca un contributo, l'artigiano che molte volte non lo distingui dal dipendente perché sono come dire, immersi tutti e due nella stessa azienda a lavorare nella stessa modalità, e che alla fine questo non riesca a riaprire l'azienda alla fine del periodo, per cui anche qua ci deve essere un intervento straordinario da parte del pubblico. Certo, perché alle volte insomma titolare e magari dipendente si trovano soprattutto nelle aziende di piccolissime esatto. dimensioni, e ce ne sono tantissime nel tessuto imprenditoriale del nostro territorio, potrebbero trovarsi veramente in estrema difficoltà e alla fine allo stesso livello magari con il piccolo artigiano che finisce ancora peggio del dipendente. Che non ce la fa, per cui dico, ci devono essere delle scelte, fare delle scelte economiche, di mettere a disposizione come dire, dei fondi, delle risorse anche per salvaguardare questo tipo di attività, di imprese, e qua mi verrebbe anche da fare come dire, una riflessione, perché adesso ci accorgiamo quanto vale, come dire, il pubblico, il valore del pubblico rispetto a interventi in via straordinaria, per cui se in qualche maniera come dire, lo Stato, quello brutto, sporco e cattivo, ci chiede di pagare le tasse, molte volte come dire, queste potrebbero servire dopo in qualche momento a salvare come dire, le aziende, a salvare il paese in momenti di difficoltà. È un discorso provocatorio, mi rendo conto, però è chiaro che se tutti rispettassimo le regole magari saremmo molto più preparati e anche un po' più ricchi per affrontare questa situazione. Speriamo comunque insomma, che in qualche modo un accordo intanto per l'immediato si riesca a trovare in questo incontro di oggi pomeriggio per dare una risposta a tutti questi lavoratori che altrimenti si trovano in seria difficoltà. Tra i tanti lavoratori e le tante imprese che sono in difficoltà in questo momento ci sono anche quelle degli agricoltori che producono il latte. Il latte è un genere estremamente deperibile e quindi si trovano insomma in seria difficoltà. Siamo andati a sentire, vediamo il servizio. L'allarme latte arriva dai produttori del Veneto. Da una parte dagli allevamenti arrivano le mungiture quotidiane che però non trovano più collocazione nei mercati. Quello estero bloccato per timore di contagio e quello interno per chiusura delle attività di ristorazione. E in queste difficoltà gli allevatori segnalano come invece continuino tranquillamente ad entrare i prodotti esteri a discapito di quelli veneti. È questo quello che ci dà fastidio. Per che motivo gli altri continuano a copiare, a usare il Made in Italy semplicemente perché prende l'aria del Brennero o l'aria del Friuli? Lo diciamo da tanto tempo, non riesco a capire perché noi siamo corretti con gli altri e gli altri non lo sono con noi. Sotto pressione l'intera filiera del latte veneto.
effettivamente, parlando anche con i nostri caseifici del territorio, parlando anche con le nostre cooperative importanti, è una situazione veramente critica e dura. Io spero e confido nel consumatore che faccia la scelta adeguata. Adesso non andiamo a mangiare la pizza, ma la mozzarella la possiamo mangiare anche tal quale. Io credo che anche il consumatore debba iniziare a fare le scelte di qualità. Ecco, Visentin ha sentito, insomma... Sono perfettamente d'accordo. Io sono uscito, mi sembra domenica, su qualche quotidiano qua locale e sul sito della CGIL c'è il mio intervento dove invitavo le aziende e i cittadini ad approvvigionarsi a chilometro zero, soprattutto per far ripartire l'economia nel nostro territorio. È come dire una cosa, io direi quasi lapalissiana, nel senso che se sono in un momento di difficoltà e ho insomma, quel il poco vicino, che possiamo consumare in questo momento esatto, di chiusura almeno consumiamo ho il Veneto. vicino che è in difficoltà, vado da lui e magari do una mano a me e anche a lui. Certo, penso che su questo siamo tutti, eravamo già tutti d'accordo in periodi normali, diciamo, adesso, in questo momento diventa sicuramente ancora più importante proprio per dare una mano alle nostre aziende, magari quella volta alla settimana, una persona per famiglia, lo ricordiamo che è consigliato insomma andare a fare la spesa, scegliamo dei prodotti che siano di aziende del territorio che possano quindi dare una mano alle aziende venete, all'economia del nostro territorio. Allora la regia chiama la pubblicità, quindi pubblicità, ci rivediamo tra poco.